Telespettatori di Sveglia Trieste, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti saranno Federico Monti del Patto per l'Autonomia e quindi Uberto Fortuna Drossi. Leggeremo insieme Il Piccolo e il Corriere della Sera e come sempre rivedremo anche alcuni servizi che sono andati in onda ieri. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica, potete telefonare ed inviare le mail quando desiderate. Vediamo subito i dati meteo, le previsioni e intanto la situazione generale. Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine africana si estenderà su gran parte dell'Europa centro-meridionale e favorirà in quota un afflusso di aria molto calda per il periodo, ma nei bassi strati ristagneranno masse d'aria piuttosto umide, soprattutto quest'oggi. Dunque oggi cielo in genere variabile, sull'alta pianura e sulla zona montana sarà probabile cielo nuvoloso e nel pomeriggio sarà possibile qualche locale debole pioggia. Sulla costa vento moderato in prevalenza da sud-ovest. Per domani sulla costa e nei settori montani più interni ed in quota cielo poco nuvoloso, sulle altre zone cielo variabile. Temperature massime in aumento, specie in quota e nel fondovalle tarvisiano, venti a regime di brezza. Per domenica cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza, temperature massime in ulteriore aumento, specie in quota e nel fondovalle tarvisiano dove saranno eccezionalmente elevate per il periodo. Andiamo alla prima pagina del Piccolo, subito dopo sotto il titolo ci sono dei sommari di politica estera. Stati Uniti a Gaza servono passi verso i civili, il Cremlino minaccia lo scontro con la NATO e poi cronaca, Danca è stata uccisa, 2 arresti in Serbia, di questo ci occuperemo più avanti. Porto di Trieste ok ai 207 milioni, la conferenza Stato-Regioni dà il via libera ai fondi per il Molo ottavo, ce ne occuperemo più avanti, l'abbiamo fatto ieri. Spalle, allora, economia, Confindustria, designato Orsini, ridare voce al nord-est. Politica, Salvini lancia un nuovo condono edilizio ma Meloni frena, congedo parentale in crescita, i papà a casa con i figli. Per quanto riguarda poi la cronaca cittadina, c'è da registrare purtroppo la scomparsa di Albert Behrens, che per decenni era l'anima del negozio Maizen. Ricorsi e controstudi, così sulla cabinovia si riaccende il dibattito. Poi, foto centrale, a Venezia sì, ma con il ticket, si parte il 25 aprile, ragazze coi guantoni sul ring del Palacalvola e poi gli psicotest, vero o falso, l'inutile trucco e l'appuntamento settimanale con Etica Minima, la rubrica del professore Rovatti. La prima pagina del Corriere della Sera, sotto il titolo la notizia della morte del maestro del design Gaetano Pesce e poi la politica e la cronaca. Arresti a Bari, rotto l'asse PD Movimento 5 Stelle. Allora, i PM dicono soldi per i voti, indagata l'assessora regionale Dem, Conte niente più primarie, Schlein è sleale. Questo poi sarà oggetto delle pagine interne. Anche di Bari si occupa il caffè di Massimo Gramellini e noi come sempre lo leggiamo assieme. Allora, dunque, della compravendita di voti che coinvolgerebbe il PD pugliese, in particolare l'assessora regionale Mauro Di Noia e il marito Cataldo, stupisce l'eseguità del tariffario. Al mercato elettorale una preferenza vale appena 50 euro, poco più di 5 pandori griffati. Intendiamoci, il vero motivo di indignazione è il voto di scambio, di cui già ci si indignava tantissimo alla fine dell'Ottocento e ancora di più alla fine del Novecento, ma siamo uomini di mondo e sappiamo che il fenomeno è contrastabile soltanto in 2 modi, con il sorteggio dei candidati, come nell'Atene di Pericle, o con una modifica del DNA che renda l'umanità incorruttibile. 2 eventi statisticamente improbabili, soprattutto il primo, perché bisognerebbe sincerarsi che poi nessuno corrompa gli esecutori del sorteggio. Nella vicenda pugliese non è dunque, e purtroppo la truffa in sé, a rappresentare una sorpresa, ma lo scarso
valore anche economico ormai attribuito al voto e di conseguenza alla democrazia. La storia d'Italia è attraversata dalle gesta di candidati che agli elettori elargivano soldi e raccomandazioni, financo una scarpa, avendo cura di consegnare la seconda soltanto dopo il voto. Ma che si trattasse di pagamenti in valuta o in natura, la cessione di un diritto fondamentale aveva un suo costo. Invece adesso il voto deve valere talmente poco nella considerazione generale che non lo si adegua nemmeno all'inflazione. Questo è Gramellini oggi, molto più ficcante di una settimana fa. Allora adesso passiamo, già che ci siamo rimaniamo, allora andiamo avanti con il Corriere della Sera su questo. Scambio tra soldi e voti, a Bari salta il campo largo, perché poi è questo il problema, no? Che al di là, il fatto al di là del dato, come possiamo dire, cronachistico e giudiziario, c'è l'aspetto politico. Conte niente più primarie, e l'ira dell'Ashline vuol far vincere la destra, si riapre il fronte tra gli alleati che sosterranno candidati diversi. La segretaria e l'inchiesta non accettiamo voti, la segretaria e l'inchiesta non accettiamo voti sporchi, invece Conte dice affronteremo la campagna di Bari nel segno di un nuovo inizio e della legalità. La Forgia con i 5 Stelle, mi aspetto dal Nazareno un gesto di responsabilità, Leccese con i Dem, rammarico ma resto in campo e non prendo lezioni di legalità. Allora, andiamo invece alle pagine interne del Piccolo. Neopapà a casa con i figli, di questo si occupa la seconda pagina del quotidiano. In crescita i padri che usufruiscono del congedo, il primato in regione va a Pordenone. Allora, vediamo se riesco a districarmi con questa tabella. Dunque, percentuale di padri che fanno richiesta di congedi paternità in regione: 85% a Pordenone, 75% a Trieste, 80% a Udine, 71% a Gorizia. Età che chiede il congedo: fra i 30 e i 39 anni il 65,4%, fra i 40 e i 49 anni il 65,6%, quindi insomma non cambia tanto per quanto riguarda l'età dei papà che chiedono il congedo. Andiamo avanti, vediamo sempre che cosa ci dice tutto ciò, l'analisi della docente di diritto del lavoro Roberta Nunini, che stanno cadendo gli stereotipi, la vera parità è ancora lontana, difficile battere i preconcetti sociali e accettare di guadagnare meno. In Italia una legge iniqua, tutto il peso sulle donne, tempo negato ai padri, parla Giuditta, ricercatrice, nel mio ambito in molte lasciate indietro dopo la maternità. Aldo, impiegato in una cooperativa, compiti e responsabilità in casa vanno divisi a metà. Sempre per quanto riguarda le percentuali, allora i genitori maschi che chiedono il congedo sono il 69,49% di quelli che hanno un'occupazione a tempo indeterminato, il 35,95% di quelli che hanno un'occupazione a tempo indeterminato e il 19,72% degli stagionali. Per quanto concerne anche, diciamo così, le fasce di reddito, lo fanno il 73,3% di quelli che hanno un reddito compreso fra i 15.000 e i 28.000 euro e l'85,68% di quelli che hanno un reddito superiore ai 28.000 euro e inferiore ai 50.000 euro. Ancora, anche Udine, Trieste e Gorizia nell'ordine, insomma, con tassi
superiori alla media nazionale. Save the Children chiede interventi, la Regione bisogna agire a più livelli. Accudire un neonato è un impegno che non si esaurisce nel tempo di 10 giorni, fatti i conti, conviene sia a lei a chiedere il congedo, ma non è giusto e io perdo momenti da passare con i bimbi. Queste sono le dichiarazioni dei genitori. Boh. Cambiamo argomento. Salvini annuncia il piano salva case, Meloni lo frena, io non lo conosco. Il MIT presenta il provvedimento per regolarizzare piccole difformità, le opposizioni vanno all'attacco, ennesimo condono. Probabilmente adesso arriveremo anche, questo è respinta la sfiducia alla Santanchè, tutti i riflettori sull'inchiesta, voci interne a Fratelli d'Italia parlano di un exit strategy concordata se ci sarà il processo. Indagine sui voti comprati in Puglia, ecco siamo arrivati anche con il piccolo, Conte, le primarie non si faranno, la replica scelta incomprensibile, ai domiciliari il marito dell'assessora regionale del Partito Democratico Mauro Di Noia. Si va verso un dibattito in TV fra la Meloni e la Schlein. E poi siamo all'attualità, 9 teatri del Friuli Venezia Giulia fra i tesori nazionali. Dal Verdi di Trieste al Ristori di Cividale, le strutture storiche avranno la qualifica di monumento. Polemica fra Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Allora, sulla facciata del Teatro Verdi sono visibili ancora oggi 5 palle di cannone, scrive Tomasine, oltre 100 anni dopo, nel 1917, il Teatro Zancarano di Sacile divenne una stalla per le forze germaniche in avanzata dopo lo sfondamento di Caporetto. Sono 2 esempi di come il patrimonio teatrale del Friuli Venezia Giulia sia legato a doppio filo con la storia maiuscola. Riconosce proprio questo specifico valore la proposta di legge appena approvata dalla Camera e ora diretta al Senato, che attribuisce lo status di monumento nazionale a 9 teatri della nostra regione. I teatri sono il Ristori di Cividale, il Teatro Zancarano di Sacile, il Teatro Comunale di Gradisca di Sonzo, il Teatro Comunale di Cormons, il Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, il Verdi di Muggia, il Verdi di Gorizia, il Verdi e il Politeama Rossetti di Trieste. Cosa comporta tutto ciò? C'è una duplice conseguenza, il valore simbolico e il risvolto pratico. Il primo è chiaro, il secondo comporta l'inalienabilità per gli edifici interessati. Si preclude così la possibilità che il proprietario, tendenzialmente i comuni, pensi un giorno di mettere i beni sul mercato. L'onorevole Matteoni di Fratelli d'Italia, è una grande felicità assistere al riconoscimento riservato ai teatri del nostro territorio, un riconoscimento non soltanto formale, bensì testimone della rilevanza storica in quanto simboli di riferimento e prestigio per la comunità internazionale. Per Deborah Serracchiani del Partito Democratico la legge rischiava di essere un pastrocchio. È stato solo grazie agli emendamenti del PD se molti teatri italiani sono stati inseriti in quelli che hanno ottenuto il riconoscimento di monumenti nazionali. Tra questi c'è un buon numero di teatri del Friuli Venezia Giulia che erano stati dimenticati. Per la deputata Dem il fatto che la legge sia zero risorse è una lacuna clamorosa da correggere al Senato. Allora, proseguiamo. Regia, quando siete pronti potete anche procedere con il collegamento con i vigili, con la polizia locale. Conferenza delle regioni, Federica, utilizzeremo ogni canale per fermare i tagli alla sanità e poi proseguiamo ancora. Legge sul gelato artigianale bocciata, l'Unione Europea apre la procedura di infrazione, il testo del 2021 viola i principi della libera circolazione delle merci e i criteri di qualità comunitari. La norma era stata fortemente voluta dalla consigliera leghista Spagnolo nel corso della passata legislatura. Prendiamo atto dei rilievi di Bruxelles, ci adegueremo le
modifiche saranno approvate a Trieste a fine mese. Maxi Enoteca Restyling per il Friuli Venezia Giulia in trasferta al Vinitaly, saranno presenti oltre 450 etichette in esposizione di 120 aziende. L'assessore Zanier: tra i nuovi mercati puntiamo sul Brasile. Allora, fermiamoci con la lettura del Piccolo e passiamo un attimo, vediamo se per ipotesi vi sono già delle mail. Allora, c'è, ma per l'amor di Dio, Giorgio Marchesic che si scusa, insomma, ma non c'è bisogno di scusarsi, perché l'altra settimana lo avevo rimproverato perché ci aveva inviato molte mail, quindi sì, insomma, ci chiede scusa. Insomma, non c'è da chiedere scusa, insomma, sono cose che succedono. Ancora un attimo, vediamo se questa si riferisce ad oggi. Dunque, allora, il signor Piero dice: mi permetta uno sfogo grammaticale, assessora, avvocata, sindaca, colonnella, come è scritto su numerosi quotidiani, non si può proprio sentire, è una pura forzatura lessicale di chiara matrice politica. L'italiano è la più bella lingua del mondo, ha una parola per tutto, difendiamola, grazie per l'attenzione. So che questo mi attirerà qualche critica, però da un punto di vista, come dire, lessicale e, se posso usare un termine un po' aulico, eufonico, sono d'accordo con il signor Piero, ma mi fermo qui perché ho già detto troppo, come parafrasando Peppino De Filippo. Allora andiamo al Corriere, proseguiamo con la lettura delle pagine interne. Santanchè: bocciata la sfiducia, fra i 213 voti anche i no dei renziani. Fratelli d'Italia attacca le opposizioni, la polemica Italia Viva Movimento 5 Stelle, Donzelli: se rinviata a giudizio lei rifletterà. La Camera, ingrandiamo così leggiamo meglio sia io che voi. Allora, la Camera ieri ha respinto la mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal Movimento 5 Stelle. La ministra è stata a capo del gruppo editoriale Visibilia, poi è entrato in crisi e è sottoposta a Milano anche a indagini penali. La procura del capoluogo lombardo ha chiuso l'inchiesta per truffa aggravata nei confronti dell'INPS per la gestione dei fondi per la cassa integrazione durante la pandemia. Un'altra tranche delle indagini ha al centro l'accusa di falso in bilancio, sempre con la ministra tra gli indagati. Con la crisi poi del gruppo Ki Group Bioera è il vaglio anche l'ipotesi di bancarotta e altri reati. La ministra soddisfatta: ho apprezzato i sostegni fuori dalla maggioranza, poi un affondo, mi accusa l'Appendino che è stata condannata. Secondo lo statuto del Movimento 5 Stelle l'Appendino non era ricandidabile. Invece c'è una piccola querela all'interno di Azione. Non era chiamata al voto sulla mozione di sfiducia Daniela Santanchè e Maria Stella Gelmini, il dibattito si svolgeva alla Camera e lei invece è una senatrice, insomma. Mercoledì ha voluto comunque marcare il dissenso dal suo partito Azione e dal suo leader Calenda, che ha dichiarato la sua posizione favorevole alla sfiducia. E quindi la Gelmini, che di Azione, insomma, favorevole, non avrebbe votato contro la Santanchè. Insomma, ce ne faremo una ragione. Salvini: casa sanatoria per le piccole irregolarità, l'opposizione insorge, un nuovo condono, Meloni: ipotesi ragionevoli ma non ho visto la norma.
Andiamo ancora avanti, tra mezzi, soppalchi e nuove volumetrie, cosa può cambiare? Più agile anche trasformare gli uffici in appartamenti. Siamo però collegati con la polizia locale, quindi io cedo subito la linea a chi è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno assistente Cernecca, grazie per essere appunto in nostra compagnia. Intanto la notte è stata tranquilla? Sì, la notte è stata tranquilla, non abbiamo avuto grosse richieste, anzi praticamente quasi nessuna, devo dire la verità, per interventi. Un semplice sinistro, ma niente di tale, e poi altre 2 richieste. Per quanto riguarda oggi, c'è da segnalare qualcosa per viabilità, traffico, eccetera? Allora, posso segnalare che in via Milano difatti volevo chiederle proprio questo, perché ho visto ieri tornando a casa che c'è un restringimento di carreggiata, no? Esatto, c'è uno scavo in atto da parte della Cegas, rete idrica, che è iniziato ieri e anche oggi attualmente è in atto, per cui attenzione a chi transita lungo la via Milano, proprio per questo restringimento, quindi diciamo che probabilmente ci potranno essere anche delle code. Sì. Ricordiamo ancora, importante appunto perché comunque nella zona centrale, la chiusura di Piazza Benco. Ok. Posso ancora ricordare la potatura prevista in via da Ponte ai civici 24 e 26, in quanto la carreggiata risulta un po' ristretta, per cui chi transita su quella via faccia attenzione per appunto le dimensioni probabilmente del carro, sì, per la potatura e la presenza di operatori anche in strada. Dov'è via De Ponte? È la zona di via Puccini, collega praticamente la via Puccini con la via Paisiello. La zona dei musicisti, diciamo così. Sì, esatto. Ok, perfetto. E non avrei altro da segnalare, nel senso che in programma non abbiamo nulla come manifestazioni o eventi che possono avere ripercussioni sul transito veicolare. Ok, allora io la ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Logicamente se ci sono segnalazioni da fare, noi siamo a vostra disposizione se avete qualche cosa da comunicare di particolarmente significativo. Speriamo di no, perché vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va, e quindi l'appuntamento con la polizia locale è quello solito delle 13:20. Sì, perfetto. Grazie, buona giornata. E auguro buona giornata a lei e a tutti i telespettatori. Grazie agente Cernecca, buona giornata anche a lei. Allora, eravamo fermi al Corriere della Sera, c'è un'altra mail che riguarda l'Ursus. Chissà se qualcuno delle autorità responsabili della gestione del pontone Ursus mi saprebbe dire quanto è costato mantenerlo da quando è stato declassato dal cantiere ad oggi, senza nessun risultato di tutto quello che è stato detto in merito alla sua trasformazione. Abbiamo forse ancora una mail. Sì, allora, parliamo tanto di sicurezza, ieri girando per la città, presenza zero delle forze dell'ordine, poi ci lamentiamo, ma è più importante la Iozza in galleria. Allora, visto che il telespettatore ha fatto menzione della questione della galleria, occupiamocene un attimo. Ce ne siamo occupati ieri con un servizio, adesso ve lo facciamo rivedere. Insomma, in galleria di Piazza Foraggi non c'è pace per la galleria di Piazza Foraggi, ci sono nuove infiltrazioni, dovremmo essere pronti fra un poco con il servizio. Eccolo, può partire.
Non c'è pace per la galleria di Piazza Foraggi. Nel luglio scorso, con la riapertura, in seguito ai lavori durati più del previsto e necessari per risolvere il problema delle infiltrazioni che da anni affliggevano la struttura, si pensava di essersi lasciati la questione alle spalle. Invece, sorpresa, la iozza è tornata dopo le piogge dei giorni scorsi ed è abbastanza visibile a pochi metri dall'ingresso di Piazza Foraggi. I lavori, ricordiamo, hanno comportato dapprima l'iniezione di malta cementizia nel soffitto della galleria, non sufficienti tuttavia a bloccare le infiltrazioni. Pertanto si era proceduto con il rivestimento in pannelli di policarbonato del 70% della lunghezza del tunnel, 720 metri. Ora, è ovvio, bisognerà intervenire nuovamente. Il sindaco di Piazza esclude che la galleria venga chiusa ulteriormente al traffico veicolare. Le soluzioni previste sono due: una nuova iniezione di malta cementizia oppure l'installazione di un altro pannello all'altezza dell'infiltrazione. Sarà l'impresa SAC ad eseguire i nuovi interventi. In tal senso i dirigenti comunali e quelli della ditta effettueranno un sopralluogo per decidere come procedere. La SAC, che ha realizzato la copertura, è tenuta a garantire per 10 anni sull'esecuzione dei lavori. Però gli 870.000 euro di penali che il municipio ha richiesto per i ritardi nella consegna dell'opera raccontano di rapporti tutt'altro che idilliaci fra Palazzo Sipario e la stessa SAC. Su questo è intervenuta ieri anche l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha rassicurato per quanto riguarda il fatto che i lavori verranno eseguiti con la galleria aperta. Sentiamo l'assessore Lodi. Abbiamo prontamente chiamato l'impresa affinché intervenga, l'impresa che ha eseguito i lavori, affinché faccia l'intervento che vada a risolvere questo problema di percolazione d'acqua in galleria. Quello che posso garantire è che se non lo farà l'impresa lo faremo noi, tratterremo la cauzione perché il lavoro va fatto, e quello che posso anche garantire è che verrà fatto a galleria aperta, quindi o di notte o comunque nei weekend con restringimento di gareggiata, ma non daremo nessun disagio per risolvere questo problema alla cittadinanza. Allora, ancora le pagine di attualità del Piccolo. Taiwan scava ancora e conta i suoi morti, accuse alla Cina. Il governo di Taipei tuona da Pechino solidarietà falsa, tratti in salvo i 60 operai rimasti intrappolati in una cava. C'è un caso a un anno dal blocco del sito salvato da FBI, i pirati vogliono soldi per non divulgare dati, attacco a Benetton, ora gli hacker russi chiedono il riscatto. A Villa Torlonia è stato aperto per le visite il bunker di Mussolini. Il rifugio antiaereo e il bunker di Villa Torlonia a Roma da oggi tornano aperti al pubblico. Costruiti per Mussolini, che nella tenuta lungo la Nomentana prese la residenza nel 1929, finirono per essere usati invece dai cittadini romani per difendersi dai bombardamenti. A lungo non visitabili, riaprono dopo 2 anni con un nuovo allestimento che è un viaggio nel sottosuolo della villa. Allora, la Guardia Costiera libica spara contro il gommone della ONG Mediterranea durante una missione di salvataggio. E poi, per quanto concerne l'omicidio tramontano, Giulia, colpita alla gola, non riuscì a gridare. Non c'è stato nessuno in aula per la proiezione delle foto del corpo di Giulia Tramontano. La quinta udienza del processo è stata dedicata ai dettagli del rinvenimento del cadavere. Giornalisti e pubblico sono stati fatti uscire. La ragazza è morta a causa di una massiva emorragia acuta provocata da lesioni vascolari cervico-toraciche che le sono state inflitte dal compagno. Colpendola con 37 coltellate, l'ex barman l'ha uccisa, forse colpendola alle spalle, e una ferita alla laringe l'avrebbe impedito di gridare. La morte del piccolo Tiago, la Giulia Tramontano aspettava un bambino, è successiva a quella della madre e fu determinata da una insufficienza vascolare, così si legge. Insomma, sono dati, come dire, paurosi nella loro essenzialità. Ticket a Venezia, esempio per il mondo, partenza dal 25 aprile, non vogliamo fare cassa ma difendere la città, senza non sta in piedi, rischio code. Bisogna procedere con manutenzioni continue, serve una legge speciale.
Allora, adesso possiamo andare in pubblicità, poi torniamo ancora con lettura dei giornali, i servizi e le vostre mail o anche le vostre telefonate. Allora, rientriamo in studio, gocce in galleria, un telespettatore dice: non sono tecnico né specialista, ma non sarebbe meglio intervenire da sopra invece di cercare palliativi dal di sotto? Credo che il telespettatore, quando parla di sopra e sotto, intenda riferirsi alla parte, diciamo così, sopra la galleria, da dove si verificano le infiltrazioni. Paradossalmente, se ho capito bene il ragionamento del telespettatore, il soffitto della galleria sarebbe la parte sotto, ma insomma se il telespettatore ha tempo può anche, e ha voglia, può anche specificare. Se ho capito bene, credo che sia questo che lui intenda. Allora, dove eravamo? Eravamo al piccolo, eccolo qua. Israele teme l'Iran, allerta massima per la rappresaglia, intanto Biden striglia Bibi, telefonata a te, se è brutto ministra e assessora, Bibi, tutte queste cose sono ancora più brutte. Allora, telefonata tesa tra il Presidente degli Stati Uniti e il Premier di Israele, la Casa Bianca esige un cambio di registro nella guerra. Allora, dopo la strage le organizzazioni umanitarie se ne vanno, mancheranno migliaia di pasti, si aggrava il deficit alimentare per gli sfollati nella striscia, centinaia di migliaia di profughi vivono con appena 245 calorie al giorno, il 12% necessario. Allora, allerta di Macron, la Russia ha nel mirino le Olimpiadi di Parigi del 2024, il presidente francese si dice sicuro che Mosca abbia nel mirino i giochi olimpici in termini informatici, ho letto correttamente. La minaccia del Cremlino, le relazioni con la NATO sono al confronto diretto, mentre aumentano i dubbi sulle capacità di resistere dell'Ucraina di Kiev. Dov'è? Dobbiamo essere pronti, Berlino ristruttura l'esercito e aumentano gli effettivi. Questa è una foto del ministro della difesa tedesco Pistorius. Colché per quanto riguarda il piccolo siamo arrivati alla pagina Istria, Quarnero e Dalmazia. Andiamo avanti. Danca è stata uccisa, 2 arresti. Il drammatico epilogo dopo la sparizione in Serbia. La bambina era stata investita dall'auto degli operai che hanno confessato il crimine. Si cerca ancora il cadavere. Ecco, questo il piccolo se ne occupa anche in prima pagina. Economia, segnali di ripresa del terziario, ma l'economia in Friuli Venezia Giulia frena. Confindustria, Orsini lavora alla squadra e così arriviamo l'inutile trucco dei test ai magistrati, scrive Pieraldo Rovatti, e adesso credo che siamo arrivati alle pagine di Trieste. Le affronteremo più avanti, torniamo al Corriere della Sera, eravamo rimasti, ecco, sempre le pubblicità. Allora, Meloni, non sono contraria all'elezione diretta del Presidente, la Premier pronta a correre da capolista alle europee, su Salis bisogna abbassare i toni. C'è un caso, è vero che qualcuno ha bloccato la possibile conduzione di Geppi Cucciari accanto a Carlo Conti della serata di assegnazione del David di Donatello.
Se lo chiedono gli esponenti del 5 Stelle Luca Pirondini e Dolores Bevilacqua dopo le indiscrezioni del settimanale Oggi. La comica sarda sarebbe nel mirino per la performance al premio Strega quando ironizzò sul ministro della cultura San Giuliano. La Rai smentisce, nessun contatto con lei per la conduzione dei David e il ministro precisa: apprezzo Geppi Cucciari a cui auguro ogni successo professionale. Pronto a querelare chiunque si permetta di accostare il mio nome a decisioni che non mi competono affatto. Quindi questo è un punto in più per il ministro San Giuliano. Probabilmente, adesso facciamoci una ragione, forse qualcuno non ritiene che la Cucciari sia adatta per condurre una serata del David di Donatello e difatti al posto co-conduttrice sarà Alessia Marcuzzi, per cui figuriamoci in quali mani siamo. Allora, c'è già una vignetta di Marco Englaro sulla Germania, allora vediamola assieme. In Germania festa per la liberalizzazione della marijuana, fuochi d'artificio, fuochi no, ma assai fumo sì. Questa insomma è divertente. Ancora Corriere della Sera, sempre caso Salis, mai parlato seriamente con mia figlia della sua candidatura. In 9 mesi di silenzio Roma non ha fatto nulla. La giovane in catene in aula, il garante per i detenuti si rivolge all'omologo ungherese. Ancora giriamo pagina, sanità, protesta delle regioni contro i tagli, ricorso alla consulta. L'Istituto Superiore, crisi iniziata anni fa, ora più investimenti ma mancano i medici. C'è il confronto per la spesa pro capite in Europa, in Italia si spendono 3.861 euro, credo sia questo, pro capite, in Francia 5.900, in Germania quasi il doppio rispetto a noi, 7.200, in Spagna poco di più, 3.900, in Gran Bretagna, nel Regno Unito, 4.900. La quota sul PIL è del 6,8 per l'Italia, del 10,3 in Francia, 10,9 in Germania, 7,3 in Spagna, 9,3 nel Regno Unito. Per quanto riguarda invece la spesa in valori assoluti in milioni di euro, per quanto riguarda le regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia spende 2.809 euro. Questi sono valori assoluti in milioni di euro. Io spero di aver letto correttamente le tabelle, non è il mio forte come ormai tutti sanno e come qualcuno mi ricorda. Allarme NATO, Putin può avanzare, Stoltenberg ai ministri degli esteri, situazione grave, c'è bisogno di più aiuti, Mosca ormai è confronto diretto, l'appello di Kuleba per i Patriot. Vediamo se prosegue la pagina, sì. I timori che crolli il fronte ucraino, così l'alleanza prepara la colletta per i missili, il modello è quello di Praga, Berlino, capofila. 8 miliardi e 700 milioni di euro, la cifra che l'Italia dovrebbe stanziare per la spesa militare e dunque per la NATO se verrà scelto il criterio della quota del PIL, secondo un calcolo che non contempla la Svezia. 300 i militari aggiuntivi che il presidente Putin è pronto a mobilitare, secondo quanto denunciato anche dal presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina ha avviato una riforma del reclutamento per far fronte alle necessità di 500.000 uomini. Macron, rischiamo cyberattacchi ai giochi da parte russa. Ancora da Praga a Parigi, questa è la storia in bilico tra due mondi. Ivan fa il giocoliere, Karina l'acrobata, come molti ucraini. Dopo l'invasione russa i due arrivano in Repubblica Ceca, all'arrivo eravamo tutti sotto shock, poi però ho visto la palestra. Andiamo avanti.
Israele aumenti gli aiuti a Gaza, Biden condiziona il sostegno Stati Uniti, telefonata tesa con Netanyahu dopo l'attacco sull'ONG, cessate il fuoco indispensabile, stop dei cooperanti, così sempre meno cibo, insomma, riprende anche quello che abbiamo detto leggendo Il Piccolo. Allora, torniamo ai nostri servizi e avevamo parlato della galleria, andiamo invece adesso all'ex Pavan. Insomma, praticamente l'abbattimento della struttura è quasi completo. Ieri c'è stato anche un piccolo problema riguardo alla presenza del nido di un gabbiano e facciamo vedere appunto quello che abbiamo documentato ieri. Ancora una giornata sostanzialmente tranquilla per quanto concerne l'abbattimento dell'ex Pavan, lungo l'area di via Frausina, presidiata dai carabinieri, dalla Digos, dalla polizia locale, divenuto ormai cantiere. Il transito delle persone prosegue, verrebbe da dire sconsolato, di fronte a quello che è un fait accompli. La demolizione della struttura prosegue, stamani la Guardia Forestale è intervenuta poiché era stata segnalata ed effettivamente riscontrata la presenza di un gabbiano che aveva nidificato sul tetto dell'ultimo brandello di struttura ancora in piedi. In ogni caso si è ritenuto di procedere ugualmente e poco prima delle 11 anche quel pezzo dell'edificio è stato abbattuto. Nel frattempo si fa sempre più sentire, tramite mail che giungono in redazione, telefonate che arrivano in diretta durante sveglia a Trieste, un certo numero di persone favorevoli all'abbattimento e che vede nella querela scatenatasi in questi giorni una strumentalizzazione politica contro la giunta comunale. Ieri c'è stata anche la presentazione, diciamola così, dei fine lavori all'ex meccanografico. Vediamo allora il servizio. Molto bene. Molto. Un centro servizi vero e proprio. Questo è veramente un centro servizi interessante. Sono finiti i lavori all'ex meccanografico di via Ottaviano Augusto. Sindaco e assessori hanno preso parte alla consegna dell'immobile assieme alla presidente di Esatto e alle ditte Riccesi e Balsamini Impianti. Edificio che sarà la sede di Esatto e in parte anche degli uffici delle politiche sociali del comune di Trieste. La costruzione dell'ex meccanografico era iniziata negli anni '80, opera delle Ferrovie dello Stato e mai ultimata, se non al rustico, fino all'intervento del comune che ne ha considerato prioritario il recupero per inserirvi uffici e servizi aperti al pubblico. Un cantiere da 5.300.000 euro. I lavori sono terminati da un punto di vista edilizio, siamo in fase di collaudi, quindi di verifica ovviamente di funzionamento di tutti gli impianti. Ospiterà Esatto al piano terra e al primo piano, e al piano superiore avremo i servizi sociali che in realtà non rientreranno immediatamente ma entreranno successivamente, avendo un grosso progetto da 4 milioni di euro di efficientamento energetico del palazzo del municipio che comporterà quindi un trasferimento qui temporaneo degli uffici dei tributi del comune e dell'innovazione per il periodo necessario ai lavori del municipio, quindi saranno ospitati qui per quel periodo, rientrati in sede principale diventerà poi anche l'ex meccanografico, oltre alla sede di Esatto anche la sede dei servizi sociali del comune di Trieste. Il trasferimento di Esatto da piazza Sansovino a via Ottaviano Augusto avrà luogo all'inizio del prossimo anno, permettendo la chiusura dell'anno fiscale senza un trasloco in corso. Un grande vantaggio per quanto riguarda l'utenza, ma anche per quanto riguarda i lavoratori dell'ente, lavorare appunto in un ambiente più confortevole, più facile da raggiungere. Ci sono una serie di aspetti appunto legati alla fiscalità, alle scadenze fiscali che ci impongono di slittare all'inizio del prossimo anno, ma noi contiamo di essere qui da febbraio e faremo tutto il possibile per contenere al massimo i disservizi che si genereranno in funzione di questo trasferimento che, ripeto, è sicuramente un grande passo in avanti per Esatto e quindi per tutta la cittadinanza. Allora, andiamo avanti con la lettura del Piccolo a questo punto. Il report sulla cabinovia riaccende la polemica, ricorsi e controstudi. I dubbi di uno dei curatori della ricerca: non abbiamo garanzia, perdiamo aree evocate a fauna e flora difficilmente riproducibili altrove. Allora, anche il Piccolo si è occupato della nuova sede di Esatto, l'ex meccanografico accanto alla stazione in Campo Marzio,
la società deve rispettare le scadenze fiscali, in ballo un parcheggio per l'utenza. E il discorso, giustamente lo fa notare anche il Piccolo, il discorso che riguarda appunto la nuova sede di Esatto si inserisce, lo ripetiamo anche noi ogni volta, ma insomma si riferisce ad una riconsiderazione abbastanza importante per quel che concerne, diciamo, il sito della Sacchetta, la stazione Futuro Albergo all'ex piscina. L'importante è che un obbrobrio come quello che c'era, insomma, sia stato sostituito da qualche cosa che, insomma, funzionerà e che non ci sia quella porcheria che c'era fino a qualche anno fa. Allora, via i fondi per il Molo Ottavo, il governo stanzia 207 milioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso della conferenza Stato-Regioni, ha dato l'ok al finanziamento di oltre 206 milioni di euro per il realizzo del Molo Ottavo del porto. La prima parte dell'opera, che verrà realizzata in project financing con il privato, quelli tedeschi HLA PLT Italy, costerà complessivamente 315 milioni di euro e amplierà in modo significativo la capacità di banchina dello scalo. Possiamo anche in questo caso vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri. Tra un po' sarà pronto e potremo dunque rivederlo. Andiamo. No, non è ancora pronto, abbiate pazienza. Eccolo, pronto, via. Il progetto del Molo Ottavo del porto di Trieste ha gambe per partire. I 206 milioni 850 mila euro della parte pubblica ci sono, i restanti 109 milioni per un totale di 315 complessivi saranno a carico del proponente privato, cioè di ALA PLT Italy, titolare della adiacente piattaforma logistica. L'approvazione dei fondi è arrivata nel corso della seduta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. A confermare il finanziamento tramite le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali e Sandra Savino, sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un passo importante rispetto proprio alla volontà e le ambizioni di trasformare questo porto in un punto, proprio uno snodo logistico di primaria importanza tra il Mediterraneo, l'Europa e il Far East. Quindi questo è un traguardo importante e credo che da qua, insomma, si possa continuare un lavoro di sviluppo del porto che va a beneficio dell'intero sistema paese. La prima parte del progetto prevede la costruzione di un molo da 400 metri di lunghezza per 50 di larghezza a partire dall'angolo esterno dell'attuale piattaforma logistica, più la porzione retrostante dedicata allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci, collegata alla nuova stazione ferroviaria di Servola, che permetterà a tutta l'area di far partire immediatamente le merci su rotaia una volta sbarcate a terra. Stando alle prime stime, la prima fase operativa della nuova infrastruttura potrebbe vedere la luce nel 2027 con 500.000 TEU di movimentazioni previste. I più di 200 milioni complessivi per le infrastrutture dei porti di rilevanza nazionale destinati a Trieste, ha sottolineato il presidente della regione Fedriga, sono una dimostrazione della strategicità che il governo riconosce allo scalo. Ora spetterà all'autorità portuale emettere un bando pubblico basato sul project financing proposto da ALA, per poi passare assieme al privato alle fasi successive di progettazione e realizzo. Il Corriere della Sera ci riporta con un articolo di cronaca a una realtà veramente inconcepibile. Picchiata per mesi fino a svenire i 200 selfie con il volto tumefatto. Napoli, a ogni aggressione la vittima si scattava una foto, in cella l'ex compagno e un medico. È stato arrestato per aver appunto picchiato l'ex compagna fino a farla svenire. In 16 mesi di aggressione ha fotografato tutte le violenze conservate in un DVD che ha consegnato ai carabinieri. Sempre Napoli,
Agguato e spari al parco giochi tra le mamme e i bambini, donna ferita, giocava con la figlia, e la faida tra i clan per il racket delle sciarpe e del gadget del Napoli. Allora, lo scontro tra i clan dei quartieri Fuori Grotta e Rione Traiano di Napoli potrebbe essere il movente della sparatoria. Mamma mia, ancora Dora morta dopo la lite, consulenza per riaprire il caso. La ragazza è caduta dal balcone di casa a candela, cioè dritta, con il corpo in posizione verticale. È morta il 9 ottobre del 2021 a Potenza, dopo essere precipitata dalla mansarda che condivideva con il fidanzato. E quindi è anche possibile che non si sia suicidata. Ostia invece litiga con il compagno che la scaraventa dalla finestra al quarto piano di un palazzo occupato di via Marino Fasan a Ostia. È morta l'alba di ieri Angelina Cristian de Sousa Soares, italo-brasiliana con precedenti per droga. In serata la polizia ha fermato l'uomo di 41 anni romeno per omicidio volontario. Insomma, su questo si inserisce anche la vicenda di Francesca De André. Il mio ex mi ha inseguita anche dopo la condanna, 3 anni e una pena lieve. Bisogna smettere di fare le crocerossine. Incidente nel Vercellese, però questo è un incidente, carbonizzata nella Ferrari e una modella ucraina. Sono pagine tremende per dire la verità. Rimaniamo col Corriere a Milano, via Monte Napoleone, il Civicotto al gruppo Kering di Pinot, acquisto record 1,3 miliardi. Il palazzo venduto da Blackstone ospita Prada e Saint Laurent. Ancora avanti con il Corriere, la disfida sul puzzle dell'uomo vitruviano, via libera ai tedeschi, Stoccarda la sentenza, nessun diritto d'immagine alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Andiamo ancora avanti, non ho capito cosa ho combinato e perché tutti sono tutto è evidenziato, ma comunque c'è un'intervista con Enrica Bonaccorti, le tenerezze sulla mia 500 con Renato Zero e Placido, alle ragazze di Non è la Rai davo consigli sull'amore, forse è il caso di tornare al piccolo. I portuali si fermano, sciopero di 24 ore per il nuovo contratto. Trieste Trasporti lancia un sondaggio per conoscere il gradimento sul servizio ed è una prassi, insomma, abbastanza comune. Blitz dei vigili urbani in Borghese, stana chi sputa e fuma nei parchi. Questo ieri c'è stato il report per quanto riguarda, vi chiedo scusa, l'attività della polizia locale, soprattutto per quanto riguarda l'attività del nucleo, vediamo se lo trovo, del nucleo interventi speciali della polizia locale. C'eravamo anche noi, vediamo il servizio. Il nucleo interventi speciali è il nucleo antidegrado, quindi fa molte attività. Diciamo che il fenomeno dei writers si è parzialmente ridotto, come anche sicuramente quello del commercio ambulante abusivo, che è effettivamente molto residuale. Quello che abbiamo aumentato di molto, anche perché ormai siamo 22 operatori del nucleo interventi speciali, sono i controlli nei giardini. Sono i dati salienti dell'attività del nucleo interventi speciali della polizia locale nel primo trimestre di quest'anno, illustrato in municipio dal comandante Milocchi e dall'assessore De Gavardo. Presenti anche il comandante storico Dorigo e la nuova guida, per la prima volta una donna, il vicecommissario Gloria Frizza. Dedicato in particolare al contrasto del degrado urbano e da tempo dotato anche dell'arma d'ordinanza, il nucleo è stato recentemente potenziato. Un nucleo fondamentale attualmente all'interno della Polizia Locale di Trieste, un nucleo che si occupa di contrasto al degrado urbano, un nucleo che fa prevenzione, che serve da deterrente e che è presente, molto presente, anche grazie alle nuove assunzioni sul territorio triestino.
un nucleo che Trieste esprime già dal 2004 ma che trova la sua ufficialità dal 2017 quando il decreto Minniti assegna proprio ai comuni le competenze relative al contrasto del degrado urbano. 105 le sanzioni elevate in 3 mesi, in particolare per mendicità e bivacco, ma anche indicatori abusivi di parcheggio, una trentina gli interventi sanzionatori per detenzione di stupefacenti, sempre le stesse, oltre ai giardini pubblici, le aree maggiormente attenzionate. Ossia le aree pedonali del centro città, che è importante il pattugliamento a piedi proprio perché le autopattuglie non passano per le aree pedonali, e poi le zone sono quelle di Piazza Garibaldi, Largo Barriera, Piazza Perugino, Via Sette Fontane, Valmaura e San Giacomo in particolare. Allora possiamo, ma no dai, prima di andare in pubblicità facciamo vedere il servizio sul nuovo giocatore di basket che si chiama Leo Menalo, e poi direi che possiamo andare direttamente in pubblicità, poi ci troveremo con il primo ospite che è Federico Monti del Patto per l'Autonomia. Recupera la palla Leo Menalo che può andare in transizione da solo! Non è un giocatore fatto e finito, ma uno dei prospetti più importanti a livello europeo per i classe 2002. Ala di 208 cm per 95 kg, maleducata anche dal perimetro e grandi inventivi in attacco. È stato voluto dalla Virtus Bologna, che ha investito su di lui senza però trovargli l'adeguato spazio ad altissimo livello, prima sotto la guida di Sergio Scariolo e poi di Luca Banchi. Questo l'identikit di Leo Menalo, giocatore croato di nascita ma di formazione italiana, che vestirà la maglia della Pallacanestro Trieste. Siamo entusiasti di avere Leo nella nostra squadra in questo momento cruciale della stagione, ha commentato il GM biancorosso Michael Arcieri. È un giovane di grande carattere, passione per il gioco e un'eccellente etica del lavoro. Porterà abilità, atletismo e versatilità al nostro roster su entrambi i lati del campo. Leo ha iniziato la sua formazione cestistica nelle giovanili del Cibona Zagabria, ma in Italia alla Stella Azzurra a Roma, che è cresciuto guadagnandosi minuti sul parquet capitolino a partire dalla stagione 2018-2019, poi per 3 stagioni in Serie A2 alternando la maglia della Stella Azzurra a quella dei Roseto Sharks. Il suo atletismo, l'abnegazione al lavoro e la sua intelligenza cestistica gli sono valsi la chiamata della Virtus Bologna. Nel 2022 con la maglia della nazionale croata Under 20 ai campionati europei si è distinto con una media di oltre 14 punti e 4,4 rimbalzi a partita. Adesso possiamo dunque andare in pubblicità e poi, come dicevo, saremo con il primo ospite, Federico Monti. Allora, chiedo scusa ai telespettatori e agli ospiti perché ho confuso come posso dire, l'ordine degli ospiti, nel senso che Federico Monti sarà il nostro ospite dalle 9 alle 10 e invece nella prima parte e non nella seconda siamo in compagnia di Uberto Fortunadrossi dell'Associazione Città Metropolitana. Grazie per essere venuto. Grazie a voi. Per essere tornato a trovarci. Allora io direi cominciamo subito facendo vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri con l'assessore regionale agli enti locali Pierpaolo Roberti per quanto riguarda, adesso detta così è riduttivo e chiedo scusa se non è nemmeno precisissimo, ma per quanto riguarda la possibilità che tornino le province in Friuli Venezia Giulia. È un dibattito, insomma, è un argomento un po' carsico, nel senso che ogni tanto riaffiora. Sì. Vediamo quello che ha detto Roberti ieri. Ci sono delle novità, nel senso che c'è stato questo primo passaggio alla Camera in Commissione. Ora la palla passa alla Camera, all'Aula della Camera per l'approvazione del primo passaggio parlamentare e quindi attendiamo la calendarizzazione che ci auguriamo avvenga al più presto. Il loro ritorno è fin dal 2018 uno dei cavalli di battaglia della Giunta Fedriga. Parliamo delle province abolite in Friuli Venezia Giulia nel luglio del 2016 con tanto di legge costituzionale per essere trasformate prima in UTI e poi in EDR,
interventi di decentramento regionale. Lo scorso 12 marzo la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha emanato la legge di riforma dello Statuto speciale volta al ripristino dei vecchi enti. Occorrerà però ancora aspettare il via libera della Camera e del Senato. Se i tempi saranno rispettati, il 2024 sarà l'anno della loro rinascita, come indicato dal Presidente Fedriga nella conferenza di fine anno. In parallelo la Regione lavora al suo modello di nuove province eleggibili con relativi consigli provinciali e assessorati propri dell'ente intermedio, come spiega l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Nel frattempo ovviamente noi ci stiamo preparando e stiamo continuando a lavorare sulle nostre norme, perché nel momento in cui lo statuto verrà definitivamente modificato ci sarà bisogno di una legge elettorale e soprattutto di una legge di trasformazione degli EDR negli enti di area vasta che stiamo immaginando con le relative competenze. Quindi c'è un lavoro a 360 gradi che va avanti, quindi nel momento in cui ci sarà quell'approvazione definitiva contiamo di essere pronti per poter far partire ufficialmente le prossime province, i prossimi enti di area vasta che avranno delle funzioni che non sono quelle dei comuni, ma che anzi sono quelle che ora sono in capo alla regione, che andranno devolute verso il basso, verso un ente molto più vicino al territorio e ai cittadini. Allora, così Roberti, 040 977 8910 per telefonare, svegliatrieste@tele4.it sono i modi che avete per partecipare al dibattito, ma anche per proporre nuovi argomenti. Allora, è stato un errore abolire le province? Ma no, nel mondo tutto è perfettibile, poi bisogna anche... Per mantenere certe cose bisogna cambiare le cose. È un ossimoro, ma è un paradosso. Quasi gattopardiano. Sì, ma per dire la verità potrei fare anche un salto mortale. Mi posso prendere la libertà, visto che non ho legami con partiti o politici. Posso dire che io ho sempre visto un ampliamento delle province in termini territoriali e un'eliminazione delle regioni. Quindi anche perché le regioni a statuto speciale, se esercitano la loro funzione bene, ovviamente dovrebbero ragionare in maggiore flessibilità anche dal punto di vista normativo e semplificazione della vita del cittadino. Invece cosa succede molto spesso? Che c'è un doppio centralismo, il centralismo di Roma e il centralismo ovviamente delle regioni a statuto speciale. Questa non è una mia critica, è una constatazione. Poi nel caso specifico del Friuli Venezia Giulia va bene, ok, non abbiamo sentito la grande mancanza come cittadini, ma un corpo intermedio delle volte fa da mediatore. L'importante è che non prevalgano gli aspetti politici in termini partitici, dove prevale l'interesse particolare su quello collettivo, no? Che è proprio agevolare il cittadino più possibile. Nel caso specifico di Trieste è ovvio che, essendo una provincia di queste dimensioni, a parer mio un'area metropolitana è auspicabile. E un'altra cosa che vorrei dire, l'accorpamento di alcuni comuni sotto i 5.000 abitanti. Sentiamo intanto la prima telefonata, poi riprendiamo il ragionamento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno Diego, salve. Allora, a Fortuna Drossi volevo chiedere, sono passati 8 anni ormai dall'abolizione delle province, adesso si torna appunto dagli EDR a questa nuova formula di ripristino delle province. E qui io mi chiedo, quanto costerà in termini economici il ripristino appunto di un presidente della nuova provincia, degli assessorati, e quanto costerà in termini economici anche il ritorno del personale che ora viene pagato con contratto regionale a questa nuova formula provinciale? E soprattutto quanto in termini così di miglioramento servirà al cittadino il ripristino di questo ente ormai abolito da più di 8 anni. Ecco, tutto qua è una domanda che mi faccio e credo che a Trieste se ne faranno, molti cittadini si faranno la stessa tipologia di domanda. Ecco.
Io credo che tra costi e benefici bisognerebbe un po' capire dove si sta andando. Tutto qua, con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, saluti il figlio portiere, roba sì. nostra. Beh, il mio secondo nome è Diego. Ma il costo in termini di numeri non lo so, certamente è un costo che si riversa di nuovo sulla città e diciamo sul territorio giuliano della ex provincia. Ma allora io sono estremamente preoccupato perché ci sono nel passato, anzi ci sarebbero anche delle sovrapposizioni di ruoli, quindi va a finire molto spesso che le domande per chiedere delle concessioni, delle convenzioni, subiscono diversi passaggi e poi non sempre c'è una linea, chiamiamola così, omogenea, perché magari la regione ha una componente politica, la provincia avrebbe un'altra componente politica, il comune a sua volta un'altra componente politica. E sappiamo, come ho detto un attimo fa, che prevalgono delle volte gli interessi particolari dei partiti a discapito di quelli collettivi. Trieste, insisto, Trieste, ma per parlare anche di Muggia, Sgunrico, San Dorligo, Monrupino, Duino Resina, io vedo un'area metropolitana con la tutela delle municipalità. Quando fu presentata l'iniziativa di legge popolare, che lo fece nel 2011, che nessun partito volle leggere perché era molto molto ben strutturata, tutelava anche gli interessi dei piccoli municipi, con una valorizzazione anche dello stesso tempo delle circoscrizioni, con un accorpamento delle circoscrizioni nel caso della città di Trieste, in modo di avere una maggiore partecipazione del cittadino. E purtroppo la politica delle volte è lì con il bilancino che controlla il peso politico partitico. Comunque il costo sarebbe di nuovo gravato sulla collettività. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, tocca a me? Sì. Buongiorno. Volevo sapere come viene interpretato dal nostro ospite l'articolo di pace, dove l'articolo mi sembra sia il numero 26, c'è scritto che con l'entrata in vigore del trattato l'Italia perde la sovranità sul territorio libero di Trieste. Grazie. Buongiorno. Allora è sempre la questione del... Ho sentito poco. Sì. Ne hai sentito di più? No? Sì, perché io sono abituato poi anche a queste ormai. No, diceva, è la questione sempre del trattato di pace, secondo cui l'Italia perderebbe il controllo, insomma, sul territorio triestino. Allora, rimanga ben chiaro, io sono un autonomista, non un separatista, Cioè, creare delle prerogative per Trieste vuol dire creare delle grandi opportunità per tutta la regione e anche per l'Italia stessa, cosa che non è un fatto egoistico, no? Io Trieste voglio essere indipendente, no, tutt'altro. E quindi la perdita, come ho detto, non ci sono state le pressioni giuste, e non c'è stata un'attività di lobby extra italiana, cioè nel senso all'estero, per rivendicare la posizione, non c'è stata la forza. E oltre, perché non c'è stata la forza? Perché non c'è stata la volontà, se non così, a livello di campagna elettorale delle volte. Quindi non saprei altro che cosa rispondere. È un peccato perché si è persa un'opportunità. Allora, qui c'è una... Sì, rispondo in base a quello che sono riuscito a sentire, poi se ha chiesto qualcosa No, ma d'altro. fondamentalmente era questo. Allora, però se il telespettatore pensa che che ho sbagliato io nell'interpretazione, magari se richiama, forse riusciamo anche a sentirlo meglio. Chi è in linea adesso? Buongiorno. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Buongiorno dottor Bosalti, a lei e al suo ospite. Grazie. Guardi, il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana e il fatto di non attivarlo nella maniera giusta, come è obbligo,
è semplicemente una prevaricazione dei diritti degli altri. Non è un fatto egoistico, come ha detto il signore che l'ha con lei, non è un fatto egoistico. Il territorio libero di Trieste nasce con il trattato di pace del 10 febbraio del 1947 e il 15 febbraio diventa Stato indipendente con l'amministrazione anglo-americana e nel 1954 è subentrata la subamministrazione del governo civile provvisorio. Punto, tutto qua. Come ieri la signora mi ha chiesto se sono pensionato e chi mi paga la pensione non me la paga lo Stato italiano. La pensione dovrebbe essere pagata da una struttura separata dell'INPS qua nel territorio libero ed è responsabile il governo della mia pensione, è responsabile il governo amministratore perché si è preso in carico di amministrare il territorio libero di Trieste. E qua invece paghiamo l'IVA che non dobbiamo pagarla, perché è semplice. Ditemi dove sono stati determinati i confini della Repubblica Italiana, il più bel paese del mondo con una classe, almeno per quanto riguarda... Ok, sono concetti chiari che lei ripete ogni giorno. Ma vabbè, adesso, guardi, io sono tutto sommato... Chieda al signore cosa ha determinato i confini della Repubblica Italiana. Perfetto, punto. Prego, Fortuna. Sì, io non ho detto che è un fatto egoistico, ho detto che non è un fatto egoistico, quindi non ho detto che è un egoismo. Uno. Secondo, come ho detto più volte, condivido un discorso di autonomia, però bisogna essere anche un po' pragmatici. Quando si parla di numeri e di cifre, non dimentichiamo che Trieste è una città dove c'è una prevalenza di pensionati e anche di anziani. Tanto per dire, quando abbiamo fatto con l'Università di Trieste, la Facoltà di Economia e Commercio, lo studio per la fattibilità dell'area metropolitana, è emerso un dato molto critico, che è quello relativo alla spesa sanitaria. Trieste ha una spesa sanitaria superiore, io parlo di 10 anni fa, 8 anni fa, superiore a quella di Udine di quasi 600 euro pro capite, che non è poco. E quindi bisogna anche pensare alle risorse. Certamente l'autonomia porterebbe maggiori entrate, ma sempre entrate che avvengono attraverso aspetti prettamente fiscali, tariffari e di traffico. Quindi bisogna andare cauti. Con questo, quello che dico non è che io sia il contrario, bisogna sedersi a un tavolino e capire benissimo quali sono le caratteristiche e poi oltretutto non dimentichiamo che oggi come oggi Trieste, e specialmente il porto di Trieste, ha avuto un'iniezione di denaro che certamente non è poco. Tra l'altro. Allora, dallo Stato italiano. Adesso c'è il momento che a me piace sempre, perché è il momento in cui si accumulano una telefonata, le mail e anche il peripatetico del venerdì, che è Bernardo Gulotta, che stavolta non è che sia andato troppo distante, perché desumo sia in piazza Carlo Alberto, se non sbaglio. Allora facciamo una cosa. Caspita, piazza sì. Carlo Alberto. Allora, non capisco poi se Bernardo ci sente, perché vedo che guarda gli alberi. Vi sento. Ci sente. Allora, Bernardo, c'è una telefonata, cosa facciamo? Sentiamo prima la telefonata, poi ti colleghi, come preferisci? Sì. Ok. Sì, va bene. Facciamo così allora. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono il telespettatore che ha chiamato prima. Ecco, adesso si sente un po' meglio, per dire la verità, non benissimo. Allora, prima avevo chiesto come viene interpretato il trattato di pace, dove l'articolo, non ricordo a memoria, mi sembra 26, c'è scritto che l'Italia perde la sovranità sul territorio libero di Trieste. E faccio questa domanda perché mi chiedo se il trattato di pace è ancora in vigore, e quindi Trieste non è sotto l'Italia, come può l'Italia legiferare e creare delle province a Trieste? È come se, per fare un paradosso, un esempio parallelo, è come se l'Italia ritornasse in Somalia
che allo stesso modo No, verso sì, chiara la domanda. Colonie e creerebbe una provincia anche là. Così è chiaro. Grazie. Senta adesso? Sì, adesso abbiamo capito. Grazie. Ok, grazie a voi. Sentiamola. Nel frattempo Gulotta è scomparso, si sarà arrabbiato. È tornato. Rispondiamo. È stato mal interpretato, ormai la necessità di applicare il trattato era quello di una ratifica del trattato stesso attraverso tutti i componenti che hanno firmato il trattato. Quindi manca ancora una fase. Quella volta, devo essere sincero, laconicamente lo dico, non mi piace il termine interpretato, non è stato applicato. Okay. Allora, torniamo da Bernardo Gulotta, che è un po' sconsolato, lo vedo a guardarsi attorno. Buongiorno. Sì, prego, ciao Bernardo. È successo qualcosa? No, non so. Buongiorno a tutti, buongiorno Umberto, buongiorno a Uberto Fortuna Drossi e ai telespettatori. In verità siamo in piazza Carlo Alberto perché tra poco incontreremo un ragazzo che è un fumettista che diciamo, visto che abita da queste parti, abbiamo scelto questa zona, oggi è anche una bella giornata e fa piacere stare all'aperto per scoprire un po' quella che è la sua attività, ragazzo triestino che viaggia anche molto nelle varie rassegne nazionali e internazionali, insomma ci faceva piacere anche dargli questo breve spazio per raccontare di se stesso. Siamo però qui approfittando dell'attesa perché avevamo appuntamento alle 8:30, già che siamo facciamo un attimo un punto velocissimo e visivo di quelli che sono i lavori in piazza Carlo Alberto. Alle mie spalle infatti il cantiere che serve per rimettere a posto la Gloriette che era in cattive condizioni e qui c'è dunque tutto lo stato di procedimento dei lavori con la Gloriette che era in cattive condizioni ed era sostenuta da un colonnato di mattoni che è stato completamente rimosso, quindi verrà riposta una tettoia che avrà sia esteticamente che da un punto di vista di sicurezza, logicamente questa era la priorità, una nuova vita e anche una nuova estetica. Lì ci sono anche i giochi dei bambini che verranno comunque anche rimpolpati con ulteriori installazioni, anche nella parte centrale e sottostante del giardino, come ci è stato riferito ancora diverse settimane fa dall'assessore Babuder, si approfitterà della ditta per apportare alcune migliorie, in particolare muretti danneggiati e panchine, anche queste danneggiate. Però insomma il grosso dei lavori è in questa parte alta del giardino dove i lavori sono in corso. Abbiamo visto anche il personale preposto che è proprio qui questa mattina per continuare questa opera di sistemazione della Gloriette. Per fare un esempio, poi vi rilascio la linea, questi due pezzi di muro, questo qui dove vedete c'è fondamentalmente un gradino e anche quello speculare, erano in realtà la continuazione del muretto alla stessa altezza, però era danneggiata, era rotta, ci si poteva far male, i bambini qui sono tanti che vengono ogni giorno e quindi è stato deciso diciamo questo posizionamento a gradino e che in qualche modo anche visivamente rende più giustizia all'ingresso del parco da via Franca. Vi restituisco la linea in attesa di avere tra poco con noi questo ragazzo, si chiama Alessandro Starace, dopo parleremo con lui, quindi a voi la linea, ci sentiamo tra non molto. Grazie Bernardo, c'è una telefonata in linea, pronto? Pronto, buongiorno. Io sento che c'è vita dall'altra parte, però facciamo ancora un tentativo. Pronto? No, niente. Giardino di Piazza Carlo Alberto. Mi fa piacere questo intervento perché è una delle prime opere di ristrutturazione, stiamo parlando di preistoria, 1998. È il primo giardino al quale affrontai. È un bel giardino secondo me, poi magari ultimamente necessita di intervento, però la zona è molto bella. Sì, c'è l'annoso problema della manutenzione dei giardini, che si arriva sempre ammalato. Forse abbiamo recuperato la telefonata, o comunque ce n'è un'altra. Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega. Da Prego, buongiorno. Buongiorno loro signori, ai triestini e friulani. Signor Fortuna, è possibile che non si dia retta a quel Fabio che telefona sempre per il patto di Trieste, eccetera, patto libero? E poi dico, e lui chiede i confini, e io chiedo gli altri confini, quelli che vengono superati ogni giorno da 50-60 extracomunitari.
Non lo so, dobbiamo dargli ascolto a questi extracomunitari che sono praticamente, basta vedere quello che fanno lì lunedì, martedì, mercoledì in televisione al canale 4, basta vedere quello, cioè sono prepotenti e basta. A ogni diritto, a ogni dovere dovrebbe corrispondere un diritto e viceversa. Invece qui hanno solo diritti, vogliamo la casa, vogliamo il lavoro, ma se non c'è lavoro. E poi vogliamo dire, ma perché dobbiamo accettarli? L'Africa è grande e anche russureggiante, come dicono, come diceva la Meloni. Perché non stanno là? Mandiamogli giù magari i trattori per lavorare, ma non hanno voglia di lavorare, come non ha voglia qui. Se uno vuole lavorare si presenta una ditta edile e per portare la carriola, cominciare col portare la carriola. Credo che questo non serva né patente né grandi volontà di sapere. Non lo so, io non lo so. Dategli ascolto a questo Fulvio, fate un po' un programma con questo, 1, 2, 3, 5 e mandiamo la televisione, il signore, come si chiama adesso lì, sul confine a vedere chi entra. Non lo dite mai chi entra. Uno in casa mia, se no io non lo voglio, non entra. E i cittadini non li vogliono questi. È inutile che voi, questa televisione mi pare che sia diventata una televisione di sinistra, accetta tutti i cosi senza star lì, è di sinistra. La volete, riuscite a capirla o no? Grazie, mandi. Il combinato disposto Franco da Udine e Fulvio potrebbe, va bene, non voglio nemmeno, basta con queste cose, un'altra ci dice perché poi abbiamo un ospite ancora una volta di, come si chiama? Di Adesso Trieste, eccetera. Insomma, venite, non sono di Adesso Trieste. No, l'ospite successivo. Venite a fare, dateci una mano, venite a fare voi gli ospiti di Sveglia Trieste e delle nostre altre trasmissioni. Vedete com'è piacevole e com'è, voglio dire, semplice fare gli ospiti tenendo presenti gli equilibri su una scala che non è giornaliera ma che è settimanale. Venite, fatelo, noi non vediamo l'ora che venga qualcuno di quelli che telefonano o che scrivono senza sapere ciò di cui parlano e ciò di cui scrivono. Allora invece c'è un'altra... Sì, c'è sempre un po' di tifoseria, perché ho sentito parlare sinistra, destra, adesso c'è il governo di destra, quindi è un problema piuttosto pesante e grave che va anche valutato, perché se dobbiamo parlare di forze lavoro dovremmo spostare la Fincantieri in Bangladesh. Tra l'altro, allora, no, dobbiamo andare in pubblicità e credo che Gullotta abbia il suo ospite e quindi dopo la pubblicità faremo anche questo discorso a tre con questo Alessandro Starace, se ho capito bene il Starace è un nome, è un cognome importante. È un cognome importante. Allora, dopo la pubblicità ci ricolleghiamo con Gullotta da Piazza Carlo Alberto. Allora, c'è una telefonata in linea, non facciamo attendere il telespettatore, sentiamo quello che ha da chiedere e poi andiamo in Piazza Carlo Alberto. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno signora. Buongiorno, io volevo dire ai signori che praticamente volevo ricordare che anche quelli che sono di sinistra, centrosinistra, eccetera, pagano le tasse e hanno piacere che la loro voce si senta, ma di qualunque partito. E per quello che riguarda Tele4, vedo che dà spazio a tutti praticamente, giustamente, anche perché poi l'audience andrebbe molto giù se non fosse in equilibrio, ed è giusto che sia così, ma trovo che Tele4 abbia una tendenza, diciamo, di una destra moderata, ergo non è filofascista, e questo mi piace, è già una cosa buona e giusta. E ci sono delle persone invece che hanno paurosamente tendenze che cadranno per terra fra poco a destra, picchieranno la testa. Invece questa televisione invece la vedo molto moderata, anche se un po' schierata lo è, ma ci sta,
ci sta, basta dare voce a tutti. Ecco, l'editore poi ha diritto di fare quello che vuole, secondo me. Io vi faccio anche i complimenti a questo punto. E sono veramente stufa di sentire certi commenti e mi dispiace che non ho sentito l'argomento del vostro ospite, ma adesso ascolterò e spero che arrivino telefonate un poco più interessanti. Grazie, buongiorno. Grazie signora, grazie davvero, queste sono anche telefonate che ci fanno un po' piacere. Sì. Allora, torniamo in piazza Carlo Alberto. Buongiorno di nuovo Umberto, buongiorno anche a Umberto Fortuna Drossi e di nuovo a tutti i telespettatori. Siamo in compagnia di Alessandro Starace, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Lo presento come fumettista, scrittore, sceneggiatore, ragazzo triestino, ma faccio prima chiedere a te direttamente di fare una tua breve presentazione per andare un po' al succo anche poi di quella che è la tua attività. Tu scrivi fumetti, o meglio, tu assieme a Leonardo Berghella vi siete, diciamo, imbarcati in questa avventura che sta portando i suoi frutti, ora ce lo racconterai. Lui disegna, tu scrivi storie, diciamo, fantasy che hanno avuto un successo e lo stanno avendo ancora. Chi sei, Alessandro? Presentati. Sì, io sono Alessandro Starace, insomma, scrivo fumetti ormai da più di una decina d'anni e il mio sodalizio artistico è sempre stato con Leonardo Berghella, che è un ragazzo di Milano con cui lavoriamo a questa serie che ormai conta 9 volumi pubblicati. E che cos'altro dire? Insomma, com'è nata l'idea? Cioè, tu nasci subito come, non so, esci da un liceo artistico e ti imbarchi in questa storia qui, oppure parti da un'altra base anche scolastica? Sì, completamente diverso. Ho fatto scientifico, ho fatto ingegneria, non ho finito e poi in realtà a puro caso, come spesso accade, ho incontrato Leonardo, abbiamo iniziato a parlare di fare fumetti insieme e poi da lì abbiamo fatto una prova e ci siamo subito piaciuti, abbiamo capito che c'era una grande intesa e poi da lì l'intesa si è sviluppata, abbiamo fatto vari titoli di cui solo questo ha trovato pubblicazione perché poi a un certo punto abbiamo, ecco, ve lo mostro. Facciamo vedere, sfoglialo così anche diamo un attimo conto di quello che... È l'ultima edizione pubblicata da Edizioni BD nel 2022 ed è una serie ancora in corso, dovrebbe contare 11 volumi più uno speciale. Ecco. È in bianco e nero all'interno però, no? Sì, diciamo segue un po' l'estetica manga, quindi è in bianco e nero la storia, però ha degli inserti a colori che impreziosiscono un po' l'edizione. Anche perché appunto, dato che era già stato pubblicato altre volte, c'era stata una pubblicazione fino al 5, abbiamo impreziosito apposta sia le copertine che sono cambiate, sia alcuni inserti, vediamo se li troviamo qua, a colori, no, non li trovo, vabbè, eccolo, in cui appunto abbiamo potuto dare qualcosa di più anche a chi l'aveva già acquisito precedentemente. Che storia raccontate? La storia è una storia di una bambina che cade dal cielo, è un fantasy. La bambina cade dal cielo e si trova in un mondo di cui sembra non sapere assolutamente niente e subito incontra un troll che le trasmette la passione per l'avventura e anche subito dopo si capisce che questa bambina è ricercata da tutta una serie di forze, ad esempio questa regina di ghiaccio oppure dei maghi governativi, e non si capisce perché. Il mistero, diciamo, ruota proprio attorno a questa bambina che però partirà da sola e quando parte inizia ad avere, ve li posso mostrare sul 5, tutta una serie di personaggi che si uniranno al suo, chiamiamolo così in gergo di gioco di ruolo, party, ok? Quindi si uniranno a lei e lei li guarderà con gli occhi di una bambina. In realtà loro sono quasi tutti elfi scuri oppure razze normalmente malvagie e quindi lei, guardandoli così, li riesce in qualche modo a far affezionare e li fa unire al suo gruppo e poi questi si affezioneranno al punto tale da aiutarla a scoprire che cos'è, qual è la sua origine e insomma questo mistero è piaciuto molto, è già, diciamo, risolto nella serie in corso e poi da lì il mondo si apre ulteriormente e diventa sempre più, diciamo, si alzano sempre di più le questioni delle battaglie, queste cose qua. Faccio 2 domande veloci. La prima, questa avventura, questo vostro volume
mi dicevi prima, ha avuto un successo tale da permettervi di ricevere inviti in diverse rassegne, in diverse fiere, sia nazionali che all'estero. Oggi, mi dicevi, sarai in Sardegna più tardi, cioè parti per andare a Cagliari proprio a un salone diciamo dedicato a tematico. Esatto. Sì, saremo, quindi stasera io sarò, anzi domani inizia la rassegna, sarò al Geocomics, oggi parto, siamo andati a Padova meno di un mese fa, e poi insomma a Lucca, tutti i vari teatri diciamo più grandi per il settore, e insomma sì, la serie ha avuto un successo, il pubblico è molto interessato al proseguo, che appunto verrà fuori durante l'anno del 2024, esce il 9, quindi direi che è stato un grande successo, anche perché farsi ripubblicare in Italia non è stato semplice, c'è stato il Covid di mezzo, quindi nel momento in cui il Covid diciamo, e i suoi effetti sono iniziati a sparire, noi siamo stati ripubblicati da BD, Edizioni BD, che è una grande casa editrice che ha molti titoli interessanti e che voleva fare questo investimento a lungo termine, proprio perché è una serie di fatto lunga, perché 11 più 1 con lo speciale volumi non è una cosa molto standard, ecco, nel panorama italiano. Poi vedo che si legge all'occidentale, cioè non a manga, al contrario, però i disegni ricordano molto quelli che sono i fumetti giapponesi. Ultima mia domanda, tu scrivi i testi fondamentalmente, invece i disegni se ne occupa Leonardo. Da un punto di vista proprio creativo, anche diciamo di incastro fra immagine e scritto, possiamo dire che questa è la grossa difficoltà, anche l'inventiva del dialogo, il non essere banale, cercare, come dire, anche di accattivare, cioè dietro alla scrittura, più che al disegno, visto che ti compete di meno, dietro alla scrittura che tipo di lavoro c'è? Beh, allora, il lavoro deve essere sicuramente sinergico, in realtà risultiamo entrambi creatori della storia e di tutto l'IP, l'intellectual property, e praticamente quindi ci mettiamo prima d'accordo sui punti chiave che vogliamo raccontare. Nel momento in cui questo è fatto, poi io devo scrivere la sceneggiatura. Con lui, dato che ci conosciamo così bene, posso fare una sceneggiatura meno tecnica, più immediata, più istintiva, perché so già che lui andrà a mettere certi dettagli che non mi serve specificare. Se dovessi farlo con un altro disegnatore, sicuramente dovrei scrivere molto di più. E questa parte di incastro è molto divertente, perché in realtà io scrivo, poi lui mi fa da, diciamo, primo editor, e sistemiamo qualcosina, e poi lui fa le bozze e io le guardo, e queste bozze sono minuscole e diciamo incomprensibili ai più, e quindi praticamente nel momento in cui queste bozze sono approvate lui inizia a disegnare. Il testo è sicuramente una delle parti più divertenti per me, è proprio il dialogo singolo, perché poi trasferiamo, devi chiaramente economizzare, perché abbiamo tantissimo da raccontare e molto poco spazio, quindi bisogna fare economia e tentare di, con poche parole, caratterizzare tutti i personaggi, dato che ce ne sono una miriade, ecco, come da tradizione. Possiamo dire che è la parte più difficile, quella del riassunto all'interno del singolo balloon? Sì, senz'altro la parte più difficile è non sbrodolare, ecco, come invece accade anche spesso in certi grandi maestri giapponesi, a volte rischiano di andare un po' lunghi, ecco. Bene, io ringrazio Alessandro Sarace, in bocca al lupo per questa tua attività che diciamo è parallela a quello che poi il tuo lavoro che è tutto altro rispetto al fumetto. Grazie anche per insomma, averci portato un po' delle tue creazioni, che sono comunque sicuramente rendono anche per chi ci sta seguendo più agevole capire di che cosa stiamo parlando. Sono dei fumetti, fascia d'età comunque giovanile comunque. Diciamo che vanno molto ci sono molte età che le leggono, però comunque i giovani e poi fino ai 30-40 anni ce ne sono molti che sono magari appassionati di un certo tipo di videogioco, dato che si basa molto sui giochi di ruolo, su tutte queste cose qua. Grazie Umberto, noi abbiamo concluso con Alessandro, così lo lasciamo anche andare a lavoro. Sì, prego. No, me la faceva notare Fortuna Drossi. C'è una curiosità. È più per te, Bernardo, non tanto per Alessandro che scrive, ma per chi disegna, ed eventualmente per te che so essere un conoscitore. Perché i personaggi dei manga, insomma così, hanno gli occhi grandi? C'è una ragione? Occhi e bocca. Occhi e bocca. Beh, lo chiedo ad Alessandro, mi domanda Umberto Bosazzi, collega da studio, come mai nei fumetti, nei manga, ma anche in questi tuoi fumetti, gli occhi e la bocca dei personaggi sono sempre molto grandi, vengono disegnati in maniera sempre molto evidente? Certo, diciamo che questa è una cifra stilistica, poi dipende ovviamente dallo stile personale,
però normalmente nello stile giapponese sono più stilizzati, sono più grandi, ci sono diverse teorie, ma in generale direi che quando uno stilizza, se pensi anche a Disney, e quindi anche uno stile occidentale, normalmente tendi a rinforzare le prime cose che vedi di una persona, quindi quando tu guardi una persona la prima cosa che vedi sono gli occhi, poi la bocca, quindi quello è quello che lo caratterizza, quindi facendoli grandi normalmente hai modo di caratterizzare meglio le espressioni e tutto quanto, ecco. Balza più all'attenzione l'espressione proprio della bocca, degli occhi, eventualmente anche delle sopracciglia quando vogliono dare un connotato particolare. È tutto, Umberto, noi ci sposteremo per seguire altre situazioni, tra cui quella del porto alle ore 9. A voi la linea, grazie. Grazie Bernardo, e complimenti anche ad Alessandro Starace, perché insomma... Beh, noi abbiamo anche Rabar, un triestino che lavora a Walt Disney. Starace è un nome importante. È un nome. Allora, cos'era? Presidente del Comitato Olimpico nei tempi del fascismo e segretario anche del partito per 8 anni. Allora, c'è una mail che io voglio leggere assolutamente, però c'è una telefonata e io non voglio mai che i telespettatori abbiano troppo da aspettare. Buongiorno. Buongiorno Bosatti, buongiorno a lei e a Drossi Fortuna. Mi veda. Allora, posso dire due cosine? Allora, a proposito delle telefonate precedenti, no? Sinistra e destra. Adesso io apprezzo molto chi ci mette la faccia in questo momento, perché adesso con le prossime elezioni vedrete che avrete la fila fuori dallo studio per prenotare gli ospiti. Ecco, questa è una cosa. Mi ricordo che la sinistra era in comune e la destra in provincia. Ci sono state 2 esibizioni pirotecniche, una in Porto Vecchio o Porto Antico, perché io adoro Drossi Fortuna, devo essere sincera, no? Per la sua equità e per il suo modo di esprimersi e di presentarsi. 2 esibizioni, uno in Porto Vecchio e uno sul Molo. Allora, poi vi ricordate, penso che anche lei con Bosatti si ricorda, che un fuoco navale è andato sulla chiesa di Sant'Antonio e ha preso era un fuoco ultimo dell'anno. Volta. Ecco, no. Allora, 2 cose volevo chiedere a Drossi, e mi corregga se sbaglio, ma sulle questioni delle province, noi siamo la regione Friuli Venezia Giulia, non è unica ad aver eliminato le province? Punto di domanda. Sì. Poi un'altra volta all'acqua in Galleria Montebello io avevo un comandante dei Vigili del Fuoco, e scusatemi ma non mi ricordo il nome perché sono passati 50 anni, no? Che mi faceva lezione nella scuola Convito dove facevo il corso di infermiera professionale quella volta, e mi ha detto che il fuoco loro riescono a fermarlo, l'acqua non la ferma nessuno e deve essere incanalata. Volevo un'opinione, visto il suo assessorato anche di una volta di Drossi, che cosa ne pensa di questa perdita d'acqua nuovamente nella Galleria di Montebello. Grazie. Ok. Sì, siamo l'unica regione, benché l'indirizzo politico di quando la legge del Rio fece la riforma degli enti locali prevedeva l'eliminazione in tutta Italia, ovviamente a discrezionalità di ogni regione. Noi siamo una delle regioni a statuto speciale, quindi abbiamo provveduto a eliminarle. È una scelta, diciamo, politica, indubbiamente. E non entro nel merito, non perché mi voglio sottrarre alla discussione destra e sinistra, ma sarebbe ormai i paradigmi contemporanei sono molto cambiati e a delle volte troviamo delle idee che una volta erano di sinistra, adesso portate avanti dalla destra e viceversa, no? Quindi accantoniamo questo discorso. E quindi io ho sempre portato avanti un argomento che è quello della peculiarità della nostra area triestina, mugesana, come si dice l'area di Duino Resina? Che non mi sfugge. Duinese, ma non sarebbe completa.
E quindi io mi sono concentrato su quello e rimango sempre più convinto dell'area metropolitana, a beneficio di tutto il territorio, ma a beneficio anche della regione e anche dello Stato italiano. Per quanto riguarda la Galleria di Montebello, ma cosa vuole? Sono scelte tecniche che un assessore può dare degli indirizzi, ma non entra mai nel merito, a meno che non sia un assessore tecnico, nel senso che conosce gli argomenti, allora può consultarsi con il tecnico il dirigente del comune. Delle volte ai lavori pubblici ci sono degli avvocati perché è una scelta, e delle volte anche dei tecnici come era il sottoscritto. Quindi lì c'è un problema nella Galleria di Montebello, è un problema prettamente tecnico di incamiciatura. Se ricordate, uno dei primi lavori che feci come assessore era la Galleria di San Vito. Quindi tra la piazza, praticamente quel tratto lì, quella galleria è tutta incamiciata. Lì si fece un lavoro estremamente radicale, ma aveva un vantaggio che era più breve ovviamente della Galleria di Montebello e l'operazione è stata molto ma molto veloce. Sulla Galleria di Montebello, dove sono stato interpellato più volte, a qui proprio Tele 4, ho espresso delle mie opinioni, che purtroppo dico, mi hanno dato ragione. E quindi lì è un lavoro che andava fatto, secondo me, in altro modo. Però io non voglio togliere la competenza ai tecnici che hanno scelto, ma posso entrare dentro nel merito dei risultati, questo sì. Tutte le gallerie comunque hanno delle infiltrazioni. Ma quello che chiedo delle volte alle amministrazioni pubbliche è una competenza collettiva. Cosa vuol dire? Che vanno interpellati più soggetti tecnici a confrontarsi su degli argomenti, perché le soluzioni tecniche non danno la verità assoluta sulla buona esecuzione dei lavori anche. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sono Buongiorno. io? Prego. Sì, volevo dire a proposito delle province, premettendo che secondo me Trieste è italiana in tutti i sensi, ecco, alla provincia di Trieste dovrebbero essere restituiti i territori che già erano della provincia di Trieste e che oggi sono ancora in Italia, cioè la fascia costiera da Monfalcone a Grado, anzi più precisamente a Punta Snoba, e si potrebbe compensare Gorizia con le valli del Natisone che sono bilingui e quindi un po' diversi dal Friuli e comprenderebbero naturalmente Cividale. Ecco, questo sarebbe un ridistribuimento delle province più proporzionato, e anche sono d'accordo con la provincia di Palmento. Questo certamente, per quella di Udine è sproporzionata rispetto alle altre. Ecco, sì. Comunque voglio notare che Trieste è italiana, basta con questo PLT, basta con quel Fulvio, ma non si rimane ora, basta. Ecco, grazie, buongiorno. Prego. Nessuno nega l'italianità di Trieste, tutt'altro. La provincia di Gorizia, come sapete, durante il periodo fascista è stata, e anche la provincia di Trieste è stata cambiata. No, condivido quello che dice il telespettatore. Cervignano era sotto la provincia di Gorizia, tanto che l'arcivescovado di Gorizia comprende anche Cervignano, quindi un maggiore riequilibrio. Però, insisto, lo dico, le caratteristiche dell'area metropolitana danno delle prerogative di una certa autonomia, non una forzatissima autonomia. Ma qual è l'autonomia? Che cosa vuol dire l'autonomia? In una società dove oggi come oggi c'è la deresponsabilizzazione. Noi quando un bambino nasce dovrebbe già imparare subito un manuale di vita, e questo è assurdo.
È assurdo perché manca l'educazione e ci avvaliamo soltanto di norme, continuamente norme che inciampano tra di loro. E allora io dico, l'area metropolitana dà una caratteristica di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni politiche e non quelle prese in un'aula dove c'è una maggioranza che non conosce il territorio nostro. Ha parlato della provincia della possibile, anzi c'è stato un referendum della Carnia per quanto riguarda la provincia di Tolmezzo. È un referendum che adesso non mi ricordo in che periodo, ma sempre nel 2004-2005 l'intorno. C'è un'altra telefonata? Sì. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, prego. Sono Sergio. Volevo intervenire per chiedere al vostro ospite, dico come mai queste grandi società, no, che si chiamano MSC, che si chiama BAT, che vengono specificamente lavorare nel territorio di Trieste, diciamo così, anche se non purtroppo libero, ma sempre territorio di Trieste è. Probabilmente perché vogliono lavorare nelle zone franche, probabilmente, ma e che si riempiono tutti quanti la bocca di questo allegato ottavo. Ma cosa vuol dire questo allegato ottavo? Allegato ottavo. Appunto, allegato ottavo. Quello che deriva dal trattato di pace del 1947 che mai non è stato ancora ratificato. Sì, d'accordo, nel 1954 l'Italia ha preso l'amministrazione civile per questo territorio, però mai ha preso la totale sovranità su questo territorio. Ecco, allora chiedo al vostro ospite, mi potrebbe spiegare, allora, perché questi hanno la zona franca che nella provincia di Trieste abbiamo 12 zone franche, non una, 12, Summer, Illy, MSC, che sarà adesso la BAT, e più ne hanno più ne metta, no? E perché non fare una unica per tutti? Tanta pubblicità che fate voi della Tele 4 quando fate il ring, non si arriva alla fine mese, il carrello della spesa è sempre più corto. Facciamo questa benedetta zona franca come Livigno che è in Italia, ha la sua zona franca, perché non estenderla per tutta la provincia o la ex provincia di Trieste? I cittadini sarebbero contenti, lei e il dottor Bosacchi potrebbero andare a fare la benzina a 1,25 € e tutti felici e contenti. Buona giornata e grazie. Grazie. Allora dice perché non base anche dell'allegato ottavo, eccetera, tutta la provincia di Trieste è zona franca. Allora, zona franca, innanzitutto c'è un problema anche adesso con la comunità europea, con le norme europee, quindi bisognerebbe superare certi aspetti. Però insisto nel dire, dipende anche dalla forza politica che c'è nel nostro Stato e nella volontà politica e nel nostro peso politico. Ma voi sapete quanti rappresentanti politici locali noi abbiamo a Roma? Ormai sempre, niente in rapporto al peso politico di altre regioni. E le altre regioni certamente non si preoccupano del Friuli Venezia Giulia, no? E alla fin fine io trovo legittime queste domande, che sono domande che si danno già una risposta ovviamente, però Dio mio, io cerco la soluzione più semplice, che è quella appunto dell'area metropolitana. Poi ovvio, piano piano, assumendoci la responsabilità e dimostrando anche la capacità di autogestirsi, perché è inutile dopo piangere e guardare il cielo e aspettare che qualcosa arrivi dal cielo, no? Perché l'ho visto troppo spesso. Allora a questo punto io dico bene, andiamo avanti, ma con le soluzioni più semplici possibili. Allora, molti fanno i complimenti al fumettista perché si vede che hanno un po' intravisto i disegni, forse magari li avranno anche consultati via internet. E volevo vedere se c'è una, purtroppo è troppo lunga, magari anche se per lei
c'è una domanda che passerò all'ospite successivo perché è piuttosto lunga. Allora io ringrazio Uberto Fortunadrossi dell'Associazione Città Metropolitana per essere stato con noi, come sempre è un piacere parlare con lei e vedo che anche i telespettatori glielo riconoscono. Buon lavoro. Grazie, mi aspettavo più cose di Trieste, no? Tipo il discorso di Piazza Unità che viene delle volte citato, Masegno, che il Masegno non è una pietra, è l'arenaria la pietra, il Masegno è una forma, il problema per quale motivo si sfalda. Mi aspettavo queste domande dai telespettatori. Invece no, si vede che questa storia delle province ha un po' tenuto banco. Ha tenuto banco. Va così delle volte. Anche noi delle volte ci aspettiamo chissà che cosa per un certo ospite, per un certo argomento, invece i telespettatori cambiano e decidono loro poi fondamentalmente. No, perché di sciocchezze sulla Piazza Unità ne sento ogni giorno. Grazie ancora a Uberto Fortunadrossi. Andiamo in pubblicità e poi stavolta sì, ci sarà Federico Monti del Patto per l'Autonomia. Dunque, eccoci davvero questa volta in compagnia di Federico Monti, Patto per l'Autonomia, adesso Trieste. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Chiedo ancora scusa e all'ospite e ai telespettatori se prima ho confuso l'ordine degli ospiti, insomma succede. Un momento di batticuore per riuscire a arrivare in tempo. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno, bentrovati e grazie per l'invito. No, allora, c'è subito una mail che le viene, una domanda che le viene posta da Claudio Visentin, dice: allora, MSC invoca più o meno quello di cui abbiamo discusso con Fortunadrossi alla fine della sua partecipazione. Comunque, allora, MSC invoca il punto franco per lo stabilimento Wärtsilä e il porto franco internazionale di Trieste per farsi promotore della sua parte politica con il governo ed appoggiare la richiesta in sede europea di tutte le iniziative atte a portare a compimento i dettami dell'allegato ottavo del trattato di pace. Com'è la posizione, insomma, di Federico Monti e eventualmente anche di Adesso Trieste? Adesso Trieste 2 settimane fa, credo a questo punto, si è resa promotrice di una mozione all'interno del Consiglio Comunale che è stata fatta propria dalla Giunta Comunale con estrema soddisfazione, anche perché si è trovata quasi un'univocità di intenti. In questa mozione si chiede all'amministrazione e alla giunta comunale di attivarsi in ogni maniera possibile, attraverso quelli che sono gli strumenti consentiti ovviamente, per farsi promotrice affinché il governo riesca finalmente a fare il passaggio che manca, diciamo, per arrivare a una piena attuazione di quello che sono i dettami dell'allegato ottavo del celeberrimo trattato di pace, seguito la trasmissione un'ora adesso con la partecipazione di Uberto che saluto cordialmente. Adesso Trieste appunto si è fatta promotrice di questa iniziativa e è sicuro che attraverso appunto il pronunciamento della Giunta, che attraverso le parole della vice sindaca ha anche fatto proprio questo intento, è un passaggio in più nel quale il riconoscimento, diciamo, di quello che sono le prerogative e le potenzialità anche della piena attuazione dell'allegato ottavo, non solo diciamo per quanto riguarda i traffici delle merci, ma soprattutto per quello che sono le lavorazioni all'interno anche del Porto Franco. E manca un passaggio che in realtà è una mera comunicazione alla comunità europea, quindi non c'è necessità di avere un'approvazione o avere come posso dire, un imprimatur della comunità stessa. Manca questo passaggio burocratico, diciamo, un passaggio comunicativo, che però è la cosa fondamentale per riuscire anche a definire e a dare una quadra complessiva all'argomento. È indubbio che avere delle aziende tipo appunto la MSC che si fa portavoce, diciamo, di un'esigenza che è quella di avere la possibilità di lavorare in regime di porto franco internazionale,
ha dato uno slancio maggiore all'argomento, che per troppi anni forse era rimasto diciamo sopito all'interno di quello che c'erano le pratiche comuni a quelle del Portofranco. BAT, è stata nominata anche prima, BAT in un secondo momento si è detta interessata anche alla lavorazione di estero per estero, come credo che faccia anche MSC. Sono tutti elementi che possono partecipare alla crescita e alla ricostruzione, diciamo, di un tessuto industriale all'interno del territorio di Trieste, che è stato nel corso degli anni svilito dal punto di vista proprio di questo aspetto economico. Avere la possibilità di avere reimpiegati tutti gli operai, perlomeno gli operai, con la parte lavoro, la parte produttiva di Wärtsilä, è una cosa che risulta sicuramente necessaria e importante per garantire sia una continuità anche del lavoro, una continuità anche delle famiglie, una sicurezza, diciamo, delle famiglie anche che si trovano in questo momento in un momento di difficoltà. Resta fatto dopo che dovremo anche affrontare quello che è il comparto non strettamente legato alle attività produttive, che sono tutti gli uffici, gli enti di ricerca che Wärtsilä dice di tenere ancora a Trieste, ma è necessario a questo punto avere delle rassicurazioni sul termine. Allora, c'è una mail che avevo visto prima e che non riuscivo a leggere, e che è divisa in due parti. Dice: il signor Salvatore, perché se gli spettatori si firmano io leggo anche te pareva. C'è una telefonata, non riuscirò mai a leggere questa mail. Siccome non voglio far stare in linea chi telefona, allora questa mail mi riservo di leggerla dopo, perché, ripeto, pone due cose interessanti e volevo riflettere assieme agli ospiti. Sentiamo però chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosatti, sono Buongiorno. Silvia da Monfalcone. Buongiorno, non signora. metto in dubbio quello che parla il suo ospite sia una cosa importante, perché sicuramente lo è, però volevo chiedere una cosa: come mai non parlate delle liste di attesa, delle agende chiuse, di aspettare anche un anno, se non due, per avere una visita, se non si va privatamente? Questi sono gli argomenti che interessano a noi. Non metto in dubbio che quello che lui sta parlando, ripeto, sia una cosa meno importante, però dover sborsare 150 euro per avere una visita cardiologica urgente mi sembra insomma una cosa sbagliata, visto che ho pagato tutta la vita la sanità e sono ancora adesso le trattenute sulla pensione. Vi auguro una buona giornata e grazie dell'ascolto. La signora però non può dire che noi non parliamo di liste d'attesa, eccetera, perché non direi che nel corso di una delle nostre puntate, prima o poi, di queste questioni si parla, insomma, vengono sottolineate. Abbiamo persino raccontato che cosa si può fare eventualmente per ottenere dei rimborsi quando, dovendo saltare le liste d'attesa, si opta per il privato convenzionato, per cui insomma ne parliamo. Certe volte magari se ne parla di più, certe volte se ne parla di meno, però ne parliamo. Insomma. Sono temi credo paralleli, sì, e io confermo che adesso Trieste in primis è attiva attraverso anche dei comitati che sono sorti anche per la difesa della salute, anche a evidenziare quelle che sono le necessità anche di cura, appunto la riduzione dei tempi di attesa e la garanzia di avere delle cure certe anche. Siamo attivi correntemente e credo giornalmente per la raccolta di segnalazioni da parte degli utenti che vengono diciamo privati di quello che sono le garanzie necessarie per la tutela della salute, quindi sono temi che non devono uno cancellare l'altro, uno un tema legato allo sviluppo, all'economia, e uno un tema legato alla salute. Anche prima appunto Uberto faceva riferimento anche a quelli che erano gli studi ancora dell'Università di Trieste riguardanti la città metropolitana. Prima si parlava appunto di quello che sono gli impegni di spesa, gli impegni di garanzia di salute e come la società partecipa alle spese.
È sicuro che l'attività c'è, siamo sempre attenti a ricevere segnalazioni, ripeto, attraverso i banchetti nel quale le nostre persone, le nostre affiliati adesso Trieste sono presenti per appunto ricevere segnalazioni o altro. È un tema che va sicuramente seguito e si deve evitare, come più volte detto, che ci sia un lento e triste passaggio verso la sanità privata. Dobbiamo cercare di garantire l'accesso alle cure sanitarie a tutti gli utenti e dobbiamo fare in maniera che la sanità pubblica sia la prima a prendersi cura delle necessità di cura delle persone e dei cittadini. Forse troppo si sta ricorrendo a strutture private per garantire un certo tipo di cure o di analisi o di verifiche. È una strada che non dobbiamo percorrere, dobbiamo cercare di salvaguardare quello che sono le prerogative della salute e sicuramente quello che sono le attività proprie delle aziende sanitarie. Allora, c'è una telefonata in linea alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Sentiamo qual è il problema. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, però se il signor parla. Buongiorno, sono Luisa. Sì. Allora, oggi di chi non ha i soldi può morire. Perché entra a aspettare, quando c'ho l'appuntamento per un dottore, ti tocca aspettare mesi e mesi. Sono Luisa. Ecco, va bene. Allora, sono Luisa. E questo allora, l'abbiamo assodato. Chi ha soldi si curerà. E chi non li ha, venirà come in America. Uguale. Veramente la sanità veramente si è andata, finita. Se stava così bene anni fa, ma tanto bene, ti cedevi un appuntamento, al massimo ti aspettavi 20 giorni. Adesso bisogna aspettare mesi, anni, ma fa apposta, perciò che noi veci, crack, distiremo i cracchi. Ho fatto il 730. Ecco, ho fatto il 730, avevo 300 euro di spese, ma come sei qua? Ecco, volevo dire ancora questo, sì. Che ho fatto il 730 e che avevo 300 euro di spese sempre del dottor. Ringrazio Dio, sono abbastanza sana, però ormai sono vecchietta e mi serve sempre qualcosa, no? Beh, da 300 euro mi torna 30 euro. 30 euro, ma chi se li metti sa dove? Neanche non li voglio. Sei proprio tutti uguali, sono tanto arrabbiata, tutti uguali. Grazie mille. Grazie. Vediamo un attimo se riusciamo. Sì, c'è Bernardo Gulotta, siamo in pubblicità, ma andiamo lo stesso un attimo avanti perché penso che vada un po' di fretta con il suo ospite. Sì. Siamo davanti alla Torre del Lloyd dove sta cominciando questo sciopero quest'oggi. Marco Rebez della Will Trasporti, ben trovato. Buongiorno a tutti. Le chiedo banalmente quali sono i motivi di questo sciopero. Abbiamo il contratto collettivo nazionale dei porti scaduto da dicembre 2023. Chiediamo il rinnovo di questo contratto per ridare di nuovo potere d'acquisto ai lavoratori dei porti italiani. Il fatto che sia aumentata l'inflazione e che non siano stati adeguati i costi della vita penalizza, no, questo rinnovo del contratto? Sì, penalizza molto. Dai nostri calcoli è quasi un 14% di potere d'acquisto in meno, quindi la nostra richiesta a livello nazionale è del 18% di aumento. Cerchiamo di portare a casa questo risultato anche se le controparti non stanno seguendo la nostra linea. Non so se è il suo settore, però la crisi di Suez ha comportato delle modifiche anche nel lavoro, proprio nella pratica giornaliera. Sì, è il mio settore, noi lavoriamo in porto. Io lavoro nel Mollo Settimo, soprattutto il Mollo Settimo è quello che ha subito di più in questo momento la crisi di Suez, in quanto i traffici facendo il giro dell'Africa stanno scegliendo purtroppo altre strade. C'è da dire che mentre il terminal contenitori ha subito un po' questo calo, gli altri terminal, quelli RoRo, stanno crescendo continuamente, quindi il traffico con la Turchia è stabile e sta comunque dando i suoi frutti. Per il resto comunque al di là del contratto, quelle che sono le condizioni di lavoro, quello che è il trend di lavoro, come lo si può definire, come lo si può inquadrare? Noi dobbiamo dire una cosa, negli ultimi anni la produttività italiana dei porti è cresciuta molto, gli stipendi sono rimasti fermi.
le aziende o i terminalisti portuali hanno fatto utili importanti, nonché anche le compagnie di navigazione. Noi non chiediamo altro che venga distribuito quegli utili che sono stati fatti all'interno in questi ultimi 2 anni. Grazie, buona giornata. È tutto Umberto, noi dalla Torre del Lloyd stiamo raccogliendo un po' di voci, quella del Will Trasporti come abbiamo appena sentito. Facciamo girare Franco Torricella per far vedere velocemente in qualche secondo prima della pubblicità quello che è l'inizio di questo sciopero, di questa manifestazione davanti alla Torre del Lloyd in via Von Broek. Si sta animando piano piano di gruppi di portuali o anche di sigle sindacali, c'è anche una componente politica che comunque fa capolino qui quest'oggi, alcuni esponenti proprio dei partiti, anche a testimonianza della loro vicinanza su questa tematica, ma il focus non è sulla politica in questo momento, è sui lavoratori portuali che si appellano sia alla politica affinché il contratto sia rinnovato e rivisto nei suoi criteri soprattutto salariali. A voi la linea. Grazie a Bernardo Gulotta. Allora, non so se c'è ancora una telefonata in linea. No, allora andiamo in pubblicità. Allora, siamo sempre in compagnia di Federico Monti, Patto per l'Autonomia, adesso Trieste. Se vuole commentare Mi permetto soltanto di esprimere la solidarietà di Adesso Trieste tutta nei confronti dei lavoratori che adesso sono in stato di agitazione per rinnovo del contratto. Ricordo che non solo loro, ma ci sono tante categorie, tanti contratti che si trovano nella situazione analoga. E ricordo che anche l'Italia è uno il paese nel quale gli stipendi sono in realtà, il potere d'acquisto relativo agli stipendi è diminuito rispetto a tutto il resto dei paesi dell'Unione Europea. Quindi ci troviamo di fronte alla necessità urgente di trovare degli accordi per andare al rinnovo dei contratti, e i rinnovo dei contratti devono prendere la responsabilità di adeguare quello che è la cifra stabilita per appunto nel contratto a livello di retribuzione a quello che è stato l'incremento folle esponenziale degli ultimi anni per quanto riguarda l'inflazione. Ci troviamo appunto di fronte a lavoratori che hanno ormai da parecchi anni un contratto fermo e nel corso degli ultimi anni il potere d'acquisto è sceso terribilmente, quindi le famiglie vanno in difficoltà. Prima appunto la telespettatrice parlava di salute, se nel stesso momento abbiamo un potere d'acquisto limitato e non ci viene più garantita un'assistenza sanitaria che ci è dovuta invece che l'assistenza pubblica, ma sempre di più, in questo caso la Regione, fa ricorso a strutture private per riuscire a tamponare quelle che sono sue necessità o anche quello che è purtroppo forse anche un obiettivo di quello che di svilire la sanità pubblica a favore di quella privata, le famiglie entrano in una difficoltà che tante volte è visibile e le persone si rendono conto della situazione. Allora, forse riesco a leggere questa mail, adesso vediamo. Dunque, il signor Salvatore, e fin qua eravamo arrivati, il signor Salvatore dice: rimango sorpreso che la maggioranza al governo di Trieste sia scandalizzata dalle proteste e dalle critiche delle opposizioni alle sue scelte nell'amministrare la città. L'opposizione fa il suo mestiere come lo fa il centrodestra all'opposizione a Udine, addirittura facendo flash mob contro le nuove ZTL, lamentandosi che non è stata consultata la cittadinanza. Questo è un punto. Ringrazio Salvatore della puntuale osservazione. Io credo che sia il gioco delle parti. Il gioco delle parti è essenzialmente andare a controllare attraverso quelle che sono le capacità date a noi dagli istituti democratici all'interno delle amministrazioni di verificare e di intervenire riguardo alle scelte dell'amministrazione che in quel momento è alla guida della città. Ha fatto giustamente riferimento Salvatore alla contrapposizione delle parti tra Udine e Trieste per quanto riguarda delle scelte legate alla mobilità, ad esempio.
So che anche a Udine però anche in questo caso qua la protesta è stata abbastanza limitata e credo che almeno dal sentire le persone Udine apprezzino questa scelta dell'amministrazione comunale dell'ampliare quelle che sono le zone riservate, diciamo, a un traffico pedonale e limitare, diciamo, l'accesso alle auto al centro storico. Va da sé che, appunto, come dicevo, è titolarità dell'opposizione fare osservazioni, analizzare quelle che sono le scelte dell'amministrazione, ma in primis suscitare una perplessità, che è quella della mancata partecipazione alle scelte. È una necessità di quella dell'amministrazione pubblica di avvalersi di quelli che sono gli istituti anche previsti, come le circoscrizioni ad esempio. Troppe volte negli ultimi anni, anche negli ultimi mesi, le circoscrizioni sono state bypassate o non è stato tenuto in considerazione quello che sono i pareri espressi dalle circoscrizioni, o ci sono state mancanze anche di confronti da parte degli assessori o della giunta stessa nei confronti delle circoscrizioni. La ex Pavan è un caso di questi. Ho sentito appunto l'assessore Lodi che ha detto che ci sono stati degli incontri, ma in realtà credo che la scelta e la protesta di parte della cittadinanza nasca anche proprio da questo, da non essere sicuri di quello che sono delle scelte fatte dall'amministrazione e non essere sicuri e consapevoli di cosa verrà dopo quella struttura là. La mancanza di trasparenza, la mancanza di congruità nelle dichiarazioni è cosa palese. Abbiamo assistito qualche settimana fa all'assessora che diceva: ma no, non si tratta di una demolizione, stiamo solo aprendo un varco per lasciar passare i mezzi operativi per andare a fare la bonifica bellica, e ci troviamo oggi al fabbricato completamente distrutto. Quindi c'è una mancanza di trasparenza, una mancanza di onestà intellettuale in certe scelte. Se c'è una decisione presa dalla Giunta, è giusto farla, fra l'altro, anche nei termini previsti. In questo caso qua, quello della palestra della Frausin, che non sarà nient'altro che un ampliamento della palestra Felluga adiacente, ci troviamo di fronte a delle scelte fatte ancora prima di approvare una variante del piano regolatore che permetterebbe la costruzione in quei termini che sono previsti, senza giardini, senza parcheggi, con un cubone di cemento che si staglierà in mezzo alle case di quella zona, che è una zona fra l'altro delle più antiche di San Giacomo stesse. Quindi è giusto che i cittadini si rivolgano a forze politiche come anche la nostra. Tante volte ho sentito osservazioni e critiche dicendo: dietro ai comitati c'è sempre, adesso Trieste ad esempio, ma è naturale che così sia, ed è naturale che anche il fatto una parte politica come la nostra, che è una parte politica che si è affacciata da poco all'amministrazione e allo scenario, diciamo, politico locale, si faccia carico di portare avanti delle istanze delle persone che si organizzano in comitati. Credo che, appunto, come diceva Salvatore, lo stesso sta avvenendo a Udine in contrapposizione dall'altra parte. Credo che sia il normale gioco delle parti e la normale dialettica politica. Allora, questa è la prima parte della mail. C'è un'altra parte sulla quale io avrei da eccepire, ma siccome se cominciassimo un ragionamento saremmo nuovamente interrotti dalla pubblicità delle 9.30, allora anticipiamo di qualche secondo la pubblicità delle 9.30 e poi dopo ragioniamo sulla seconda parte di questa mail. Allora, seconda parte della mail che abbiamo iniziato a leggere precedentemente, dice il signore: quando si parla di maggioranza... Sembra Vangelo, però così. Ha detto, dice il signore... Sì, questo non è male. Dice il signor Salvatore, che non cambia più di tanto per certi aspetti, comunque... Dice: quando si parla di maggioranza si dimentica che nel 2021 ha votato il 41,25% dei triestini e l'attuale maggioranza ha vinto con il 51% di questa esigua percentuale. Io su questo devo eccepire, perché la colpa, virgolette, non è poi di chi viene eletto
perché la colpa casomai è di chi non va a votare, quindi insomma chi viene eletto, anche se vanno a votarne in 2, ha tutta la legittimità a governare dicendosi maggioranza, perché questi sono i numeri e bisogna andare a votare. E ci troveremo di fronte a una situazione ancora peggiore, perché con l'approvazione della legge elettorale adesso e la nuova legge elettorale in Friuli Venezia Giulia, in realtà chi supererà il 40% potrà essere eletto al primo turno senza neanche il ballottaggio. Sono due aspetti diversi. Uno è, credo che chi assume l'incarico a fronte di una partecipazione scarsa debba rendersi conto di questa cosa qua e comunque agire con un occhio di riguardo, cioè tenendo attenzionato al fatto che è stato, come posso dire, scelto da una parte molto bassa della popolazione. Dall'altra parte è giusta l'osservazione che è necessario far sì che le persone si avvicinino nuovamente alla politica e all'istituto del voto, che è la cosa fondamentale. Quindi riuscire a dare di nuovo fiducia alle persone nelle scelte che fanno e a rassicurarli che le scelte che fanno avranno continuità riguardo sia all'applicazione del programma elettorale stesso dei candidati, sia a quelle che sono le scelte coerenti col bene comune, diciamo. Purtroppo stiamo andando verso direzioni diverse, e dobbiamo far sì che questo qua ci sia un sovvertimento, diciamo, della direzione. Anche perché, mi perdoni se uno dei messaggi fondamentali che invia il film della Cortellesi, che insomma è proprio quello, no? Se tu voti, se tu diventi parte di se tu voti parte di una comunità che sceglie, che decide, eccetera, questa comunità ti protegge. Alla fine del film, questa è la scena, dice questo. Quindi insomma, non si può non votare. Io cito sempre il caso del figlio di una mia amica che per votare in un referendum che sarebbe comunque andato senza quorum, era uno dei tanti che... Questo qua comunque per votare si è preso, stava a Torino, si è preso il treno, è venuto a Trieste, ha votato e credo sia tornato la stessa sera a Torino con il treno. Non significa andare in miniera, mi rendo anche conto, però... Una volta era tipico, una volta mi ricordo appunto quando eravamo più giovani che c'erano i biglietti ridotti anche per i treni per chi si recava a votare e c'era un flusso di persone, specialmente in quel caso persone che erano immigrate per questioni di lavoro, che si recavano nei paesi nativi per esprimere quello che è il diritto al voto, che è un diritto e un dovere, ma è un'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità stessa. Appunto, facevo riferimento alla legge elettorale, faccio riferimento anche appunto alle notizie che prima avete nuovamente diffuso riguardanti le province. Andiamo verso, cioè purtroppo le persone si continuano a disaffezionare alla politica anche per le scelte di mancata partecipazione di cui parlavamo prima, e ci troviamo di fronte invece alla reistituzione di una nuova entità amministrativa legittimata da elezioni, che sono le province, e ci troviamo a affrontare nuove elezioni. Da una parte diciamo risparmiamo non facendo il ballottaggio con la nuova legge elettorale, per il quale chi va oltre il 40% al primo turno può assumere l'incarico di amministrare il comune e le città. Dall'altra parte aumento i costi perché reistituisco delle unità elettive come quelle delle province, che si dovrebbero in realtà ricalcare quello che erano 8 anni fa, con poche differenze. Era necessario avere più coraggio e pensare, prima appunto faccio riferimento a quello che aveva detto anche Drossi Fortuna prima, a un'istituzione diversa che possa anche configurarsi come un istituto democratico ma moderno, e anche rispettoso di quello che sono le nuove necessità. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Signor Bosatti, un caro saluto a Gullotta e ai suoi servizi sempre attenti, sono Andrea da Trieste. Mi sente? Sì, prego. Sì, perché io sono per strada che chiamo abbastanza
impressionato da quello che ho visto. Io sono davanti al giardino pubblico, alla fermata del bus, e mi vedo dentro al giardino pubblico un signore di una certa età e anche sovrappeso, con una pistola al fianco, la divisa di una agenzia di sicurezza privata che gira per il giardino pubblico. Allora gli ho chiesto da quanto c'è un servizio di guardia armata dentro al giardino pubblico, e il signore mi dice da una settimana. Allora la considerazione che mi viene da fare, e l'ho chiesta anche al signore, ma che lui mi ha detto: guardi, queste sono scelte del sindaco, io non ho potuto esimermi dal fare questa domanda, ma la faccio a voi e al consigliere di opposizione, ma mi pare che questo sia un tema che dovrebbe riguardare anche le famiglie che visitano il giardino pubblico, gli anziani. Allora in giardino pubblico non succede mai niente. Io abito in questa zona, cosa c'è stato? Uno spaccio dei ragazzini che si sono venduti dell'hashish, 2 vecchi omosessuali fermati dentro al giardino pubblico, dentro al bagno. Qual è il modo, qual è l'allarme sociale dal dover mettere una guardia giurata armata all'interno del giardino pubblico, dove ci sono i bambini, i runner, ci sono gli studenti e le studentesse che studiano, gli anziani seduti sulle panchine, le badanti che portano i vecchietti, e in tutto questo clima molto disteso, perché è un clima molto disteso, io il giardino lo frequento tutti i giorni praticamente, qual è l'esigenza di mettere una guardia armata? Che poi le dico, io ho posto il tema anche al signore, gli ho detto: ma se lei si trovasse ora di fronte a 2 magrebini o 2 italiani molto incazzati, molto violenti, sarebbe in grado di sostenere una battaglia con 2 persone atleticamente preparate, anche disarmate, pur se armato? E lui mi ha guardato un po' sconsolato. Allora mi chiedo, a parte la demagogia di mettere una guardia armata per dire rispondiamo al bisogno di sicurezza, e questo è il bisogno di sicurezza, non è quello di dare una salute garantita. La telefonata della signora di prima, molto incazzata, la signora Luisa, no? Io ho 56 anni, sono giovane e atletico, però io non mi curo, non vado dal dentista perché non posso permettermi quelle fatture, non vado a fare le visite mediche perché mi hanno dato per 1 anno per una visita ortopedica. Ecco, non è così che si fa la sicurezza, no, la sicurezza si fa con le armi in giardino pubblico. Questo è il tema che pongo a lei, agli ascoltatori, e direi anche alla cittadinanza di Trieste, che naturalmente, essendo fascistella, sicuramente dirà, da buona fascistella, le pistole ci stanno in giardino pubblico, c'è bisogno di sicurezza. Ora vi chiedo, abbandonare la cittadinanza senza sanità, senza distretti, senza servizi, senza scuola, senza nulla, voi siete l'unico ente che risponde direttamente al telefono. Provi a chiamare lei l'INPS, l'INAIL, tutte le istituzioni, non risponde nessuno. Questo è vero. Non c'è contatto diretto. Allora, grazie. Si crea così la sicurezza si fa mettendo guardie armate al giardino pubblico. Grazie. Ha posto parecchi problemi, credo che la decisione... Non condividendo l'epiteto con quale appunto il cittadino ha definito i cittadini di Trieste, non lo condivido affatto, ma lo ringrazio della segnalazione e pur non essendo consigliere mi farò istanza di sollevare la questione. Credo che la scelta adesso, per l'amor di Dio, possa dipendere anche da un paio di aggressioni che si sono verificate in zona 1 settimana fa, ma ripeto... Sì, sicuramente la scelta è di quel genere là, però l'affrontare il problema, come diceva il cittadino, deve essere fatto in maniera diversa, non è mettendo un vigilante armato che fra l'altro credo non possa neanche intervenire in caso di evidenza, ma è solo un sorvegliante, credo che possa essere fatto anche in altra maniera. L'altra settimana credo che sia stato fatto riferimento all'implementazione della sorveglianza da parte della polizia locale, e credo che sia la polizia locale sia in primis, visto anche gli distaccamenti sul territorio, a sorvegliare e a dare attenzione a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Appunto, palesarsi con guardie e con vigilanti armati in luoghi frequentati da bambini o altro credo che non sia l'approccio corretto, come quello di recintare i giardini o altro. Per i giardini deve essere un luogo di comunità, luogo di svago, luogo di socialità, e non sicuramente si riesce a ottenere lo stesso risultato con la presenza di un vigilante.
Allora, torniamo a parlare di elezioni perché insomma si vota anche nei comuni nei comuni del circondario, come si dice. Adesso Trieste come si muove, diciamo, in provincia? In diciamo, provincia. che non è poi corretto. Sarebbe che ritornino le province, se non altro per toglierci noi dall'ex provincia, nel territorio, eccetera. Vabbè, ma è da poco che adesso Trieste, attraverso contatti che si sono sviluppati nel corso delle ultime settimane, sta definendo un suo coinvolgimento all'interno delle elezioni di Dolina. Ci sono stati dei contatti nelle ultime settimane con il Movimento 5 Stelle, autonomamente e dopo insieme ci sono stati dei contatti con il candidato sindaco identificato in Alexander Coretti, ed è nostra scelta, che è una scelta che verrà perfezionata nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, partecipare alle elezioni di Dolina con una lista civica a supporto di Coretti, con il quale fin da subito abbiamo trovato una univocità di intenti per quanto riguarda le sue linee programmatiche, senza dover fare delle confluenze. È stato lo stesso Coretti prima che nei primi incontri che ci ha illustrato quelle che potrebbero essere le sue prerogative. Abbiamo trovato subito delle consonanze molto importanti su quelli che erano il programma di Adesso Trieste nel corso delle ultime tornate elettorali qua in comune. Quindi è con piacere appunto che annuncio che Adesso Trieste, insieme al Movimento 5 Stelle e insieme anche a altre persone, sempre riferentesi al mondo di Dolina e alle sue realtà che poi si sviluppano fra l'altro anche nel circondario stesso di Dolina, che ci sono altre realtà, Domio, San Giuseppe delle Rifagne, Caresana, Boliunze e altro. Ci troveremo nei prossimi giorni per definire quelle che è la piattaforma programmatica e il programma stesso da presentare insieme a Alexander nelle prossime elezioni. Quindi è con interesse che guardiamo a queste elezioni amministrative, e con interesse, credo che l'interesse stesso sia anche stato da parte di Coretti riuscire a coinvolgerci per mettere in campo anche quelle che sono delle forze nuove politiche come quelle di Adesso Trieste, e con le nuove proposte che possono essere presentate all'interno di quel comune, e in quel comune trovare finalmente a compimento, che sono delle proposte di novità, il bilancio partecipativo, forme di coinvolgimento. Appunto si parlava prima di partecipazione, una partecipazione molto più diffusa della cittadinanza, che in Dolina si esplica attraverso il coinvolgimento delle varie comunità, come dicevo. Quindi almeno per Dolina la scelta nostra di entrare in campo, mi pare di essere un po' Berlusconi, la discesa in campo di Adesso Trieste insieme agli amici del Movimento 5 Stelle avverrà con piacere. Ecco. Allora, dice la signora Sonia, ci segnala via Combi, ufficio postale chiuso da più di 5-6 mesi, ho visto anch'io, e dice questo si ripercuote anche sulla situazione dei commercianti della via. Via Combi andava a ritirare la pensione mia nonna, quindi... Ma la funzionalità degli uffici postali credo che sia importante per tutta una serie di persone che ancora agli uffici postali fanno riferimento. Ci sono tanti servizi che ormai vengono svolti online o altro, dobbiamo ricordare che appunto Trieste è una città in cui è alta la percentuale di anziani, ed è giusto anche che anche chi non è anziano possa avvalersi di servizi senza attivarsi su piattaforme telematiche o altro. Gli uffici di postali erano e continuano ad essere un punto di ritrovo, e un punto anche attorno al quale coinvolgere appunto attività commercianti. Più volte si è fatto riferimento che in realtà in cui
sarebbe nuovamente necessario trovare interesse per l'apertura di punti commerciali, potrebbe essere fatto proprio intorno dei centri aggregativi, diciamo, di servizi, che sono appunto gli uffici postali e il centro civico o altro. Si era fatto una volta l'ipotesi anche del mercato coperto di inserire all'interno dello stesso mercato un ufficio postale. Quindi credo che sia necessario continuare a garantire la presenza di questi servizi nella città, vuoi appunto per il cittadino stesso, ma poi anche per il mantenimento di servizi accessori. A Trieste è nota il dramma degli esercizi commerciali e la diminuzione continua degli stessi, quindi dobbiamo cercare di stimolare e dare la possibilità di usufruire di punti di aggregazione per lo sviluppo degli stessi. Allora, molte mail invece si dicono favorevoli alla guardia, alla sorveglianza armata in giardino pubblico, e qui c'è un'altra signora che però torna su un argomento che viene detto più volte, ed dice: l'idea di mettere tutti gli uffici regionali in Porto Vecchio creerà un vuoto in centro Trieste per tutte le attività che lavorano con i suoi dipendenti. Effettivamente la signora sposta un po' il discorso, perché di solito ci si fermava all'idea che rimanessero appunto delle strutture vuote. Dice giustamente la signora, ci sono anche delle attività che con i dipendenti regionali lavorano, che insomma, bar, negozi, assolutamente eccetera. Sì. La concentrazione... Io chiedo scusa se ho un po' di raffreddore improvviso e mi chiedo scusa. Abbiamo evidenziato più volte che creare un centro così concentrato di persone all'interno del Porto Vecchio potrebbe portare, almeno negli intenti della Giunta sia comunale sia regionale, una attrattività maggiore all'interno di Porto Vecchio stesso, ma svuoterà, come diceva la signora, dei contenitori. Fra l'altro anche in questo caso qua vorrei sottolineare come può essere notata una mancanza di univocità nelle scelte. E di oggi la notizia che ieri è stato inaugurato, ma non entrerà ancora in funzione, quindi ci troviamo di fronte all'ennesima inaugurazione il meccanografico, il meccanografico. Sì. Mi domando perché allora, invece di investire nella ricostruzione di un orrendo edificio che era stato abbandonato per anni e che poteva essere invece utilizzato a servizio del Museo delle Ferrovie, che invece sta per essere terminato, i cui lavori per essere terminati, non si è pensato con una programmazione più a lungo raggio a utilizzare invece uno di quegli spazi che rimarranno vuoti dalla Regione per inserire il nuovo meccanografico. Ci troveremo appunto un edificio orribile ma funzionale in una zona che non è legata all'attività, quindi fuori dal Porto Vecchio, e ci troveremo dei buchi all'interno della città del tessuto urbano, con il rischio appunto che diverse attività commerciali e di servizi che invece vivono attraverso i dipendenti della regione stessa soffriranno appunto di questa mancanza qua. Tornando sulle province, spostiamo gli uffici in Porto Vecchio della regione, concentriamo gli uffici del Porto Vecchio della regione, reistituiamo, volontà della Giunta reistituire le province, e quindi troveremo un doppione anche là. Certi uffici che verranno spostati dalla regione invece dovranno essere rispostati dalla provincia, quindi abbiamo un gioco dei 15 all'interno della città, spostando nuclei dirigenziali e uffici senza pensare a come riempire il resto. Allora, ancora una mail riguardo alla questione guardie armate. Alle persone per bene non provoca fastidio vedere guardie armate, poliziotti o carabinieri, bensì vedere dei delinquenti, scrive il signor Roberto. Ma è sicuro che le persone non dà fastidio, però credo che innanzitutto il rivolgersi agli istituti privati per la tutela del territorio non sia una cosa necessaria e fondamentale. È sempre quello che è la visione della sicurezza.
abbiamo abbandonato le guardie armate fuori dalle banche perché le banche non avevano più necessità e ci troviamo le guardie armate nei giardini. Credo che la sicurezza possa essere ottenuta anche con una presenza più capillare nel territorio delle forze di polizia locale, e si era detto appunto che lo potrebbero fare. È una sicurezza farlocca come quella delle videosorveglianze. È necessario avere degli istituti come la videosorveglianza per verificare, però in quel caso là anche noi stiamo sempre verificando il danno già recato, quindi credo che la sensazione di sicurezza deve essere ottenuta in maniera diversa. Allora, ancora una telefonata, non mi ero neanche accorto. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno. Io volevo segnalare la situazione di ormai grave pericolo del muro di contenimento che riguarda l'incrocio tra Aroiano in Alto, l'incrocio tra la fine di Via dei Molini con la Via dei Moreri. Oggi nominato Monsignor Slargo, Monsignor Stanco Zorco. Le crepe sull'asfalto soprastante si stanno allargando, anche con le ultime, ho visto un ulteriore con le ultime piogge adesso abbondanti. Il problema è stato segnalato al Comune di Trieste la prima volta nel lockdown Covid, pertanto sono già 4 anni, no? Poi sono seguite altre. La risposta del Comune, dell'Ufficio Strade, era che compatibilmente alle risorse verrà fatto qualche intervento. Quando crollerà ci sarà preclusa l'unica via d'accesso alle nostre case. Io vi prego, se sarebbe possibile, fare anche un vostro servizio, diciamo lì con il signor Paladin che filma, che qualcuno, perché qua il Comune fa finta di niente. Mi perdoni, non ho capito, Via dei Moreri con via Molini. Guardi, con la Via dei Molini, praticamente via dei Molini, okay. Su per la Via dei Moreri, a un certo punto su questo slargo, un incrocio un po' largo, finisce la Via dei Molini, che è la via che congiunge la Vicolo delle Rose con l'altro monte che è la Via dei Moreri, no? Ok, adesso vedo se trovo Via dei Molini, Via dei Moreri, eccola qua, vediamo se abbiamo anche la fotografia. Purtroppo no. Ah, eccola qua. Io ho questo adesso come immagine, non so. Questa è Via dei Molini e Via dei Moreri, sarebbe questo? Eccola qua. Io ho questo adesso come... non so se vede. Perché probabilmente non vede. Comunque, questa è eventualmente la zona, siamo anche in chiusura. Questa è la zona, vedremo magari di mandare qualcuno di noi per documentare tutto. Allora. Ecco, sì, questa. È questa, ok. Si vedono bene le crepe, no? Sì, non proprio, però insomma, ma ci siamo già visti qua, credo, per documentare. Sì, ma per documentare, questo siamo visti 1 anno e mezzo fa. Ok, perfetto. Però non succede niente qua, però le crepe, il muro cede, è già pendente oltre la linea di piombo del 90 gradi di 30 centimetri. Ok, perfetto. Quando crollerà, a parte la pericolosità, ma quando crollerà... guardi, succede il finimondo, perché sotto è ripidissimo. Okay. Il bosco di mia proprietà, non so come recupereranno quell'enorme quantità di calcestruzzo. Ok, la ringrazio, devo chiudere perché siamo davvero... Se volete mandarmi per fare un servizio, il numero di telefono ne avete. Perfetto. Mi avvisa Paladin volentieri. Vuole Paladin a tutti i costi, mi pare di capire. Grazie, buona giornata e grazie a Federico Monti per essere stato con noi. Grazie dell'invito. Grazie ai telespettatori, buona giornata a tutti, ci vediamo alle 13:20, alle 13 con l'anteprima del telegiornale, poi 13:20 il telegiornale, 18 Trieste in diretta, 19:30 telegiornale, 21 circa Ring. Buona giornata a tutti.